freghi sorridendo se ti urlano addosso e con la felicità che li lasci più di sasso. Li freghi scrivendo, amando e sognando. Chi ti vuole morto lo freghi vivendo. Il casino che fanno lo freghi col silenzio. Ti odieranno e tu fregali, tu dagli amore contro e che dentro il rancore ti vuole immerso e perso. Lo freghi respirando la bellezza dell'adesso. Guarda su in alto verso il cielo, contro, contro, contro ogni volare basso, ogni volare basso. Fai battere quel cuore, mettiti presto in salvo da tutto questo elettrocardiogramma piatto e non ascoltarli quelli che non vedono il miracolo, che scappano dal bilico senza un lato comico. Per loro tutto ha un prezzo, pure troppo modico, e gli occhi tuoi non parlano e il cuore è solo un muscolo. Cerca il caldo e il freddo, non cercare il tiepido, e se davvero hai un sogno corri, vai a prenderlo, che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa l'ho capita, che basta sempre un attimo, basta sempre un attimo, che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa l'ho capita, che basta sempre un attimo, che basta sempre un attimo. Mi è andata bene però. Allora io ringrazio Pablo Perissinotto per questa bellissima canzone scritta e suonata da lui, Lettera a mio figlio, per far capire che questi genitori devono mettere delle regole a questi ragazzi, che è il rispetto. Io quando sento bisogna picchiarli, guardate che non funziona così. Non è picchiandoli che tu gli fai cambiare registro, idea e comportamento.
è che devi fargli capire il rispetto delle persone quando escono di casa, soprattutto della famiglia e di se stessi. Questo è quello che si deve fare. Vi ricordate anche ieri che ho detto, quando un genitore, bastava guardare il figlio, uno sguardo bastava, non è che si alzava le mani, proprio i genitori, quelli tosti, quelli veri, quelli che sapevano fare i genitori. Non è che picchiassero il figlio, sento schiaffi, pedate, no. No, se tu da piccolo inizi con uno sguardo a guardarlo e lui capisce benissimo se è buono, se è cattivo lo sguardo, guardate che risolvete molti problemi. Dopo, per carità, qualcuno dice, no, ognuno faccia le proprie riflessioni. Però io la vedo così, autorevole e non autoritario. Ne parleremo questa mattina, che ho gradita presenza, poi ho anche un'amica cara, l'avvocato Antonella Tocchetto, avvocato e consigliere comunale a Treviso, ma anche in provincia. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, come commenta questo? Abbiamo iniziato questa bellissima canzone che riguarda i giovani. Io so che lei è caduto là, dietro. Perfetto. Sì, scusi. Mai paura. Aiuto. Ecco, lo mettiamo nel tavolo, Brava. che così siamo... Ecco, io so che lei poi frequenta anche questi posti, queste zone, diciamo, un po' così proibite, diciamo, a qualcuno che hanno paura. Io dico, Antonella, io frequento la città, io giro molto anche di sera, non è una città paurosa la mia, perché basta che mi sposto di qualche chilometro, io vado e so quello che dico, e là veramente devi stare attenta, avere le antenne dappertutto perché il nemico arriva. Però c'è questa sensazione di paura, anche l'anziano, anche le ragazzine, ho paura a girare perché ci sono queste. Non va bene, sono messaggi negativi, anche perché sono pochi, anche se sembrano che siano moltissimi, ma ne basta uno per rovinare tutti gli altri. Prego, avvocato Tocchetto. Allora, intanto buongiorno a tutti i telespettatori, che so che sono sempre tantissimi, e grazie dell'invito, Mirella. Il tema è molto complicato perché l'adolescenza è un periodo difficile per tutti, adolescenza che poi ormai si protrae fino ai 25 anni. È vero che bisogna essere autorevoli, assolutamente, però negli anni, come dire, 2000 è più passata l'idea del genitore amico o del genitore che è anche poco presente. Questo è una conseguenza di una mancata autorevolezza che va sia da parte delle famiglie che poi dalla scuola, e voglio specificare che ci sono bravissimi insegnanti, assolutamente, e anche presidi molto, come dire, all'avanguardia. Però ci sono troppe famiglie che intervengono nella gestione del loro figlio attraverso la scuola. Io toglierei la possibilità di avere le chat dei genitori con la scuola e anche di un intervento sulla modalità di insegnamento, perché quando io andavo al liceo, quando andavo a scuola, il professore aveva la parola definitiva, e se io la contrastavo a casa mi prendevo, come dire, un sonoro rimprovero. In realtà invece adesso i genitori ad un no di un professore intervengono addirittura con l'avvocato, lo dico, l'ho fatto anch'io, insomma, e quindi non va bene. E quello che servirebbe è far capire che la convivenza sociale è una convivenza complicata, pertanto non è che si può far gruppo, come dire, essere aggressivi, ma bisogna cercare di capire che l'educazione serve per una convivenza civile. Se non hai questo riferimento a casa, se poi nella scuola temono alcuni professori, perché magari hanno pure ricevuto la lettera dell'avvocato perché hanno ripreso qualche alunno, questo diventa molto complicato. E c'è anche tutto il tema, appunto, di ragazzi che non hanno una famiglia che effettivamente li segue, perché le vite di tutti noi sono molto difficili, complesse, piene di cose da fare, piene anche di attività extrafamiliari che spesso distraggono rispetto alla gestione del figlio, che una volta svezzato dopo aver come dire, passato i primi anni di vita, si pensa che all'adolescenza un po' si deve arrangiare. Non funziona così, perché è molto invece importante avere una guida.
sarebbe bello che ci fosse la possibilità di avere a costi, come dire, appetibili a tutti, la possibilità di avere anche delle guide all'interno della scuola, magari con qualche psicologo giovanile che li aiuta, che gli indirizzi, ma sappiamo bene che le risorse sia dello Stato che degli enti pubblici locali sono praticamente a zero, per cui non ci si può permettere nemmeno questo. Per cui è una situazione molto molto complicata, e seppur l'adolescenza era difficile per tutti, ai miei tempi c'era l'eroina che girava in città, anch'io ritengo che la nostra città non sia poi così grave dal punto di vista della situazione di pericolosità. Per carità, magari alla sera qualcuno può avere più paura. Anche di giorno io ne so qualcosa alle 15 del pomeriggio, la rapina certo, che ho avuto, perciò... però insomma non siamo nelle grandi città, esatto, dove ci sono serie criticità, però le piccole, la situazione critica da noi si rivela di più perché siamo una piccola realtà, per cui l'episodio, come sta succedendo ad esempio fuori da alcuni supermercati di Treviso, può essere più oggetto di cronaca perché sono poche situazioni che succedono, ma vanno, come dire, valutate e gestite. In effetti abbiamo sentito anche questa diatriba tra il sindaco Mario Conte e appunto gli addetti, i proprietari di questo supermercato, però i numeri sono numeri, se questi sono i numeri delle denunce, quando vai davanti alla legge il giudice guarda i numeri e guarda le carte, non è che tu puoi dire ma abbiamo 300 se poi ne fai vedere 18, e questo dimostra che sono sempre tante, perché anche 10, 5 sarebbero. Però insomma rispetto ai numeri che si pensava di sentire sono poche, però quei pochi vanno fermati. Allora io vorrei fare questa proposta e vorrei anche un consiglio da lei, avvocato. Siccome sono minori, sto parlando di minori, parlo di ragazzini dai 12 ai 16, è la tragedia, questa è purtroppo più o meno quasi la maggiore età. Quelli proprio. Siccome io faccio i percorsi anche rieducativi e questi ragazzini o anche ragazzi vengono a distribuire la borsa della spesa per fare questo percorso, oppure portano a spasso l'anziano, io dico che sarebbe ora, visto che pochissimi fanno anche sport, e sport vuol dire rispetto, vuol dire regole, vuol dire fare anche inclusione, perché hai una squadra, hai un allenatore, hai un qualcuno che ti fa capire che le regole sono regole, al mattino studiare, al pomeriggio 2 ore di sport, però nel momento che il ragazzino ha commesso un reato, questo genitore, visto che è un minore e che i minori non si possono lasciare da soli per legge più di 3 ore, anche se è coi nonni, anche se è con la babysitter, nessuno le sa queste cose, ma questa è la legge, e che l'avvocato sorride perché sto dicendo la verità. È praticamente impossibile applicarla. Però questo prevede la legge, attenzione. Questi genitori, oppure qualcuno che da loro delegato, li va a prendere, se lo porta a casa, lo riporta in palestra e se lo va a riprendere, in maniera che non li abbiamo più nelle piazze e nei posti dove loro si incontrano a fare disastri, per poi, oltre ai genitori, questi atti di vandalismo li paghiamo anche noi. Si può fare questo, avvocato? Allora, questa è sicuramente una proposta, nel senso che è la proposta di una gestione di queste persone che sono un po', come dire, lasciate un po' a se stesse. È una cosa che va fatta. Noi ad esempio anche in Consiglio Comunale a Mario Conte gliel'abbiamo detto molto spesso, bisogna intervenire ad esempio nella zona con dei progetti che rendano appetibile quella zona, che si facciano degli eventi. Se poi appunto, siccome adesso quando ci sono questi reati, come giustamente hai detto, è necessario anche fare il recupero del minore attraverso una gestione sportiva, una gestione della famiglia. Ecco, il problema è che ci sia la famiglia, può essere importante, quindi se da un lato sono condannati o magari dalla magistratura a fare dei servizi utili, quindi non solo lo sport che è buonissimo, ma visto i rapporti anche con ad esempio l'ISDRA o ad esempio quando c'è il Banco Solidale, anche metterli a lavorare all'interno di queste strutture che capiscano la difficoltà della vita. Non risolvi il problema, perché al massimo certo, rimangono là un'oretta, 2. Sport con attività sociale, abbinato, secondo me sarebbe perfetto, e invito appunto a presentare questa proposta. Dall'altro lato, per quel quadrante
importante lì, che è la zona di Piazza Borsa, fare delle attività sociali, di attività anche di teatro o comunque rendere con delle manifestazioni quella zona più appetibile. Questo potrebbe essere una seconda via, perché altrimenti la repressione fine a se stessa non porta assolutamente Lo dice niente. l'avvocato. E l'abbiamo visto, perché tanto li reprimi ma alla fine escono e riprendono. Certo che giustamente se vanno dentro una struttura carceraria, ma non ci vanno perché i reati sono molto minimi, non imparano invece a delinquere più che a recuperare. Recuperare con lo sport e servizi sociali è la ricetta perfetta. Perciò questa sarà la proposta che farò agli addetti ai lavori e la ringrazio di avermi detto appunto che è una buona proposta, perché dobbiamo tutti quanti cercare di fare qualcosa. Abbiamo il numero 1 questa mattina, indovinate chi è? No, non è lo stesso, è Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Chiedo umilmente scusa alla Serenissima. Ti ho fatto aspettare, ma volevo appunto che l'avvocato spiegasse l'importanza anche di fare squadra tutti assieme. Cioè, chiedo umilmente scusa alla Serenissima, sa che porto via il primo posto. Ecco, no, allora io volevo dire una cosa, che anche in questo tema qua è importante, oltre che il merito, il metodo. Cioè, mi penso che le società naturalmente, ma anche giustamente, si evolve, si modernizza. Cioè, ragionare per tenere ferma una società in una cultura statica è sbagliatissimo, è impossibile. Però il metodo pare importantissimo, bisogna che tutto questo avvenga con la velocità giusta. Cioè, per esempio, che ci siano alcuni soggetti sociali che non riusciranno mai ad accettare le novità culturali. Questi qua bisogna rispettarli e non è una bella cosa da dire. Aspettare che nel tempo si estingua, cioè quando che una persona media anziana che ha vissuto sempre una vita in un certo modo e non ha la capacità culturale o anche, come dire, suo interiore di accettare nuovi modi di rapportarsi nel sociale, non si può condannare, bisogna accettare e pazientare. Un altro aspetto è che le novità, secondo me, le novità è giusto che arrivano, ma deve arrivare in maniera lenta, cioè coi tempi giusti, cioè bisogna che tutte le varie parti della società abbia il tempo di acquisire, elaborare e fare proprie le novità, in modo tale che un papà che 60 anni fa, 30 anni fa ragionava in una certa maniera e aveva autorevolezza sul figlio perché capiva la cultura dell'epoca, possa capire anche questa nuova. Quello che è successo invece è che c'è stato un irrompere troppo irruento delle novità e quindi molti soggetti che rappresentavano l'autorevolezza di 30 anni fa non si sta in grado di aggiornarsi, di acquisire la nuova cultura e di riproporsi in nuova forma come fonte di autorevolezza o anche, se non era nelle capacità di farlo, di essere sostituiti da altre fonti di autorevolezza che dà ai ragazzi, per esempio, lo stesso servizio, diciamo così, di autorevolezza che davano a volte i papà. Cioè, secondo me capita due cose, che arriva un'irruenza troppo forte di novità attraverso i social, i film che portavano un messaggio di società, diciamo chiaramente, quella americana e quella inglese, che non ha nulla a che fare con quella nostra, e in più anche le forze politiche e si è perso troppo tempo a fare a guerra tra loro, tra diverse forme di modelli sociali e culturali, tralasciando quello che invece secondo me doveva essere il principale discorso, e chiudo, che è bisogno di ricucire la società. Per me questo qua è fondamentale. Va benissimo il discorso che un ragazzo che fa, tra virgolette, il cretino, non ti devi per principio mettere in galera, ma è anche vero però che se questo ragazzo non vuole ragionare bisognerà pure fare qualcosa. Cioè, se uno vuole entrare nel merito, mi fermo qua, però ecco, è fondamentale il discorso di ricucire la società e quindi di conseguenza bisogna anche trovare il modo di ricucire le varie istanze politiche e sociali. Quindi mi trovo positivo tutte le persone nei vari partiti o nelle varie associazioni che cerca il dialogo anche con quelle altre associazioni e trovo negativissime quei soggetti, quelle persone che invece usa spesso l'aspetto culturale per attaccare e fare zizzania nella società, perché sti qua è qui che crea le divisioni.
per me è importantissimo cercare di ricucire la società per dare il Perfetto. modo. Capito? Grazie Cioè, per dare Vladimiro, molto ma si chiaro. cerca, Sono anch'io grazie, dell'idea ciao. che mi piace questa frase, ricucire la società, che è un po' Brandelli, diciamo, ultimamente. Prego, avvocato. Beh, allora, il messaggio che ha dato Vladimiro è indubbiamente interessante. Il fatto è che il lavoro di ricucitura in una fase storica come questa, dove le guerre imperversano, i messaggi sono pesanti, la televisione dà messaggi, televisione nel senso, dico, anche di tutte queste, come dire, non fiction, adesso non so, serie TV che sono molto violente, danno dei messaggi che sono indubbiamente molto difficili e negativi. Bisogna in qualche modo ricostruire e recuperare. Non è facile, perché ci aggiungo anche, ma non perché è il mio lavoro, la seria criticità della famiglia. Quando io ho iniziato a fare la pratica professionale negli anni 90, le persone che si separavano avevano però un senso di protezione anche nei confronti dei figli, cioè era una cosa molto meditata, ma anche in qualche modo si cercava di salvaguardare i minori. Adesso i figli diventano o merce di scambio, oppure vengono proprio abbandonati a se stessi. La rete familiare si spacca e i figli sono lasciati un po' a se stessi. Succede molto spesso nell'ambito delle separazioni e divorzi di questi ultimi anni, dove la separazione e divorzio da un lato è anche positivo che sia molto veloce. Una volta dovevi separarti, cioè dovevi aspettare 3 anni, adesso e dopo potevi chiedere il divorzio, adesso addirittura con la legge Cartabia in un unico atto fai tutto. Quindi, siccome lo scioglimento del matrimonio, che per certi versi secondo me può anche andare bene, in tempi rapidissimi viene fatto all'interno, cioè nell'ambito del tribunale, poi tutto questo si risolve veramente in modo veloce e questi figli spesso sono lasciati un po' in balia di se stessi. Ecco, c'è anche questa forte criticità che spesso la famiglia non affianca in modo educativo i propri figli, ma sciolta la famiglia si fanno altre famiglie e molto spesso i figli subiscono questo. Non è facile, spesso perché non trovano poi né un proseguimento magari da una rete familiare che spesso non c'è, né da una rete istituzionale che spesso non c'è, neanche da una scuola che in questo momento qua, come dicevo prima, proprio per le difficoltà magari di paura di ricorsi giudiziari, oppure perché è diventata anche una scuola, quando si sentono i professori, a volte la prima cosa che si lamentano è che la scuola è diventata una grande burocrazia e tu non puoi perdere tempo a fare carte anche come professore, perché se non metti nel casello giusto il voto e non dai, come dire, la giustificazione del voto che hai, potresti avere un ricorso dalla famiglia e quindi perdono tanto tempo in burocrazia da non avere quel tempo necessario per dedicare più anche all'educazione sociale. Quindi hanno bisogno di fare la loro lezione, più la burocrazia che li sovrasta, l'educazione sociale diventa più complicata. Quindi in tutta questa fase critica della società ci si trova poi sostanzialmente, i ragazzi trovano a non avere un loro percorso da delineare e non è semplice perché poi torniamo anche alla questione dello sport. Lo sport è molto importante, però bisogna anche farglielo piacere e poi lo sport amatoriale, non ci sono tanti posti dove poterlo fare e lo sport costa. Le palestre costano, bisognerebbe anche avere più aree pubbliche dove fare lo sport, ma non ce ne sono tante e anche quello è un problema. Allora, io ieri avevo proprio un campione, anche uno sportivo, e lui ha detto però che se le società vedono che c'è un ragazzo che ha la famiglia in difficoltà e economicamente non ce la fa, loro riescono a gestire. Però io vorrei ritornare su questi genitori. Non è però che questi genitori, specialmente anche, qua mi metto in gioco anche come donne, siamo riuscite ad arrivare a essere abbastanza autonome, diciamo, non ancora del tutto, ma abbastanza. Ci siamo messo la faccia, ci siamo rimboccate le maniche e ci siamo anche riuscite. Però forse non riusciamo a capire che quando tu diventi mamma o diventi genitore o anche papà,
È un compito molto difficile e lo sai benissimo, ma lo sai talmente tanto che poi alla fine te ne freghi, nel senso che è difficile fare il genitore. Ho capito? Lo sapevi già che era difficile fare il genitore, ma che colpa ne ha questo ragazzo? Io ieri ho assistito proprio a una scena in un negozio dove la mamma stava facendo delle cose, ma non con poco tempo, e la prima cosa che ha fatto ha dato questo cellulare a queste due bambine. Loro si sono sedute, sono messe là, erano talmente intente a guardare quello che volevano guardare che non si accorgevano neppure di cosa stava succedendo attorno a loro. Qualcuno le salutava, loro minimamente, ma proprio non alzavano neppure gli occhi. Allora io forse penso che anche noi, visto che siamo state così brave, lo dico veramente, ne sono fiera, per creare questa emancipazione femminile, forse dobbiamo anche, chi vuole diventare mamma o vuole diventare genitore e anche papà, deve rendersi conto che se poi il figlio a 12, a 13, a 14 anni, come ha spiegato benissimo l'avvocato, fa delle cose con delle conseguenze, è perché a monte non c'è stata un'educazione, non c'è stata una presa di posizione, un percorso fatto assieme. Tu non puoi prendere questo bambino come un giocattolo, ha i suoi perché che sono tanti da piccolo, e perché? Perché è curioso, perché vuole sapere. Tu non puoi imporre cosa deve fare sempre e comunque. Io porto sempre l'esempio di quel ragazzo che mi ha detto: Mirella, non ne posso più di mia mamma, la prima volta, prima cosa al mattino, hai fatto il letto e lo zaino. Cioè, mai una volta che mi dica: hai dormito bene? Cosa farai oggi? Cioè, capite che questi ragazzi che sembrano così introversi, così chiusi, invece poi alla fine sono fragilissimi. È questo che non riescono a capire i genitori, perché pensano che i ragazzi siano più forti di loro. Sono loro i fragili. Cioè, sono io che sono fragile, non mio figlio. Cosa dice, avvocato? Allora, dico una cosa, che condivido molto questo intervento e sono contenta che le donne abbiano fatto un grande percorso, che ancora siamo meno della metà del guado. Però in tutto questo intervento la figura paterna non c'è. Io, come dire, dirò una cosa forte, però penso che la vera criticità di questo nostro tempo è la figura del padre, perché il padre non c'è. Tantissime donne, ma non solo quelle che passano negli studi legali, ma anche amiche, hanno tirato su i figli da soli, e non è possibile, perché il figlio si fa in due. Il padre o si lamenta se è separato perché deve pagare, però non ci sono tanti padri che cercano di avere il ruolo paterno reale, che è assolutamente fondamentale quanto quello della mamma, perché la mamma magari dice: hai fatto il letto, ma quanti padri dicono: ma a scuola cosa stai facendo? E invece o sono amiconi o vogliono essere più giovani dei loro figli, e non hanno un'autorevolezza, e lo vedo perché la criticità del maschio, al di là, ma importante uguale discuterne, degli femminicidi, l'ultimo di Bovolenta, che è pazzesco, cioè questo ha ucciso la compagna di una vita, una ragazzina di 15 anni che rimane da sola. Quindi, a parte la criticità del maschio che poi diventa violento, ma anche quelli che per fortuna sono tanti, non sono violenti, alla fine non riescono a capire il vero ruolo. E chiudo dicendo che anche il papà della Cecchettin, quando è successo il fatto, ha detto: io forse di tante cose non mi sono accorta. E a me sta cosa mi ha molto colpito. Quindi i maschi devono essere più padri. Abbiamo una mamma tosta, grazie Maria, con quanta attenzione state seguendo questa mattina, me l'ho sentito anche ieri perché vi ho riproposto, perché volete capire, volete sentire, volete partecipare. Sentiamo Maria, che è una mamma tosta questa. Vai Maria. Ciao Mirella, Ciao. Sono Maria, sai, di Bovolenta qua. Ecco, niente Mirella, volevo mandarti un saluto, non mi ho fatto sentire perché stiamo passando qui, il paese, una cosa veramente sconvolgente, ecco. Mi ha sconvolto perché sto fatto, e la conoscevo bene la Sara, Mirella, perché abita a 900 metri da me.
e lei camminava tanto e veniva qua sul parco, sai, ci conosciamo tutti, e anche ormai 5 anni che sono qua, che sai che abitavo ad Are prima, ecco. E aveva una parola per tutti, anzi mi brontolava quando passava. Dai Maria, sei sempre su quelle poltro, su quelle panchine, dai cammina, dai camminiamo un po'. Ah, Uito, chi è che ti sta dietro? Uito, Sara, Uito, che sei, hai un passo veloce. Dai, che camminiamo poco. Invece, guarda, Mirella avevo conosciuto anche il marito che era lì, ogni tanto venivo con la bici con la ragazzina, e ci conosciamo un po' con tutti, perché il contro quello lì per fare una giacola. Ogni modo, guarda, Mirella era una ragazza, ti dico, a modo, aveva una parola per tutti, se mi vedeva triste, dai su, camminiamo, dai, che ti passa? Insomma, ti dico, Mirella, guarda, aveva il sorriso stampato sul viso. Io, da come che parlavo assieme, ero una ragazza a modo veramente, in miei modi. Dopo, sai, bisogna vivere in casa e naturalmente, come sempre, e cosa non ci sei. Però, guarda, Mirella era una ragazza, come che ti dico, l'ho vista al telegiornale al mezzogiorno che stavo sparecchiando la tavola dal dottor Bacialli. Mio marito Valerio era fuori a fumare la cicca lì. Ho detto, Valerio, guarda cosa mi sono seduto, se no cadevo per terra, non ci volevo credere, Mirella, guarda, bisogna farsi una ragione e basta. Va bene, Mirella, ti Ciao, saluto, Maria saluto Carazza. l'avvocato, e state una buona giornata e che state bene anche voi, ecco, va bene? Grazie. Grazie Mirella, di nuovo. Grazie Buongiorno, Maria, allora avvocato. ti ringrazio intanto della telefonata, ma soprattutto far capire, ecco, i vicini rimangono veramente stupiti. Sentiamo quasi sempre, avvocato, ma brave persone, una bella coppia, non abbiamo sentito qualche volta neppure un litigio, mai. Però Maria ha detto una cosa, bisogna vivere all'interno della famiglia, chissà cosa succede, questa donna magari che non parla, che non dice, perché siamo anche profondo nord su questo. Io ho visto delle interviste dove le persone, se vengono intervistate, si nascondono come avessero paura di essere viste non so da chi e da cosa, perché è così, cioè siamo tanto chiusi, non è che siamo molto aperti e soprattutto non vedo, non sento, non parlo, perché questo è capitato più di qualche volta che io mi domandavo, ma sti vicini, possibile che non abbiano sentito niente? Ma non sono cose che mi riguardano, sono cose loro, però alla fine deve riguardarti, perché se vuoi fare comunità e inclusività, anche questo, avvocato. Beh, questo è l'ennesimo femminicidio terribile, anche perché le descrizioni di questa signora, al di là della signora che è intervenuta adesso, anche del datore di lavoro, erano di una persona molto solare. C'era stata questa criticità di famiglia dove lei era praticamente ritornata un attimo dalla mamma dopo anni di convivenza, e stupisce perché entrambi vengono sempre descritti in maniera molto chiara, però la violenza, perché qua si parla di 40 coltellate, cioè 40 coltellate, vuol dire che psicologicamente questo soggetto, cioè il marito, che poi peraltro si è suicidato buttandosi in acqua a forte velocità, aveva avuto veramente una impossibilità di un ragionamento freddo nel momento in cui la coppia era saltata, ed è terribile. Come fare? Perché io sono vicinissima alle ragazze che anche il giorno dopo a Padova hanno fatto la fiaccolata insieme alla sorella della Cecchettin, ma da quando è morta questa povera ragazza Giulia, cioè ci sono stati almeno altri 10 femminicidi, e questo è un problema che non vede una via di uscita educativa, non vedo una via di uscita. Non saprei nemmeno io che ricetta dare, però certo che una valutazione anche dell'educazione maschile noi donne lo dobbiamo sicuramente fare. Sono perfettamente d'accordo. Pubblicità. Allora, sentiamo anche un altro commento a questa mia riflessione. È anche vero però che questi uomini
dovrebbero fare un percorso, quelli che commettono questi reati, queste denunce da parte di queste donne, 2, 3 denunce, ma anche le forze dell'ordine. Non è che possiamo dire colpa loro, perché quelle sono le leggi. Cioè, cosa devono fare per far capire che questo uomo, intanto deve essere lui, lei avvocato sa come la penso, non è la mamma coi figli che deve lasciare la casa, ma deve essere il marito o il compagno a lasciare la casa e messo in una struttura protetta, non la mamma, i bambini, trauma su trauma, perché vuol dire perdere le tue cose, i tuoi amici e tutte quelle cose importanti, specialmente quando sei adolescente. Ma soprattutto non facciamo passi in avanti, perché si parla, ma queste cose non vengono fatte. Questa mamma che viene portata ancora in queste case protette che costano tantissimo, oltretutto, perché sono 100 euro al cifre giorno. Ecco, l'ha detto quanto? Più di 100 euro al giorno. Ecco. E invece di investire sulla famiglia, lei sa, anche con lei che abbiamo cercato di fare questo percorso, proprio ecco, un problema enorme che non si riesce a capire, di investire nella famiglia che ha problemi, perché questo è il percorso, il tribunale della famiglia non c'è. Non c'è. Questi ragazzi dovrebbero essere ascoltati. Io sento tantissime volte che loro minimamente non vengono ascoltati e loro hanno le idee chiare chi è il cattivo genitore e il bravo genitore. Loro sanno con chi andare. La maggior parte, accompagnati naturalmente con degli addetti ai lavori, ma io penso che c'è qualcosa che non torna, cioè noi parliamo, ma ancora la donna poveretta che deve fare il fagotto oppure andare via senza portarsi via niente per il terrore che ha e viene portata nelle comunità. Io ho tutto rispetto per la comunità, ma per l'uomo, però, avvocato, perché non si fa questo? Allora, con la legge Cartabia lievemente qualcosa è cambiato, perché per esempio l'ascolto del minore è entrato proprio nei codici civili. Però c'è anche una magistratura che magari non è così attrezzata per ascoltare bene il minore e questo è un problema. Per quello che riguarda la questione della criticità maschile, certo servirebbero le comunità maschili e sono d'accordo, è che le prime avvisaglie, quando si cerca di invitare anche il padre, il compagno a fare un percorso lo ritengono una diminuzione, non lo fanno, dicono che non serve a niente e non riescono a gestire la loro irruenza e anche la criticità caratteriale, non riescono a gestirla. Molto spesso è più forte di loro il picchiare, l'urlare, cioè la gestione della propria irruenza, che fa parte anche, diciamo così, della caratteristica del maschio. Non si riesce a canalizzarla e loro non riescono a canalizzarla. Però la legge non è che faccia tantissimo, ma la per legge questo. non può, come dire, cioè la legge può normare delle specificità, delle fattispecie, però non è che può entrare a... Ho capito, ma siamo in emergenza, avvocato, l'ha detto anche lei. Sicuramente siamo in emergenza, cosa stanno aspettando? Però in molti casi dove ad esempio ci sono stati le denunce sono arrivate in ritardo, in molti casi dove magari era entrata anche una psicologa, uno psicoterapeuta, alla fine questo ha ucciso comunque la moglie, cioè ci sono dei problemi serissimi dove la società non riesce ad intervenire perché, guarda caso, i soldi servono sempre per altro, perché bisognerebbe, l'abbiamo detto 1000 volte in questa trasmissione, i bilanci dei comuni dovrebbero avere come prima voce il sociale, ma non è così, no, purtroppo. Ferma, perché sennò cade la linea, Adriana si arrabbia, dopo mi dice parole, si arrabbia con me, vai Adriana da Crocetta. Mi viene da ridere perché dici sempre così ogni volta. Perché è vero, te arrabbiare, non io dico. Vai, no, Adriana. Forse ho il timbro di voce un po'... Vai Adriana, sì. No, volevo dire che anche oggi in particolar modo, se ci sono genitori che non fanno i genitori, c'è sempre un motivo, il Dio soldo, i soldi. Perché i soldi dovrebbero risolvere tutto. 40 anni fa, quando mio figlio è andato a scuola, c'era un ragazzino, poverino nel senso buono, che gli disturbava sempre e la maestra lo riprendeva
e sua mamma era una cosa tremenda perché non voleva che suo figlio fosse ripreso perché disturbava tutti, proprio uno scalmanato così, carattere, ecco. E anche 40 anni fa le parlo, che quando davano c'era il buono, no, alla fine degli studi superiori davano il giudizio, ecco perché sono un po' agitata, sempre messo. Un papà si è rivolto verso gli insegnanti perché suo figlio doveva venire fuori con 60 e aveva 40. Dico, saranno loro che giudicano. È una cosa tremenda. Va bene, scusate tanto Grazie cara Adriana, è vero che l'avevi detto anche direttamente che vi avevo fatto aspettare troppo, che lei era arrabbiata con la Mirella, non si può far aspettare così tanto. Comunque ti voglio bene, grazie. Allora andiamo a vedere invece proprio su queste classi straniere cosa dicono sia Martella che Barbizan, uno è PD e uno è Lega, su queste classi straniere, poi vediamo se riusciamo a sentire anche le voci dei studenti che sono diverse. Andiamo a sentire. Non si risponde con l'obiettivizzazione, si risponde con l'integrazione, semmai aumentando il ruolo dei mediatori all'interno delle scuole. Separare gli alunni italiani da quelli stranieri che non padroneggiano la lingua italiana, creando così classi di accompagnamento in cui restare finché i livelli standard non si siano raggiunti. La proposta arriva da Roma con l'emendamento del ministro all'istruzione e in Veneto trova subito fronti contrapposti ad accoglierla. Mi pare che divida il mondo della scuola, divida gli studenti, divida soprattutto ragazzi che vengono da condizioni diverse o da paesi diversi. Non sapendo neanche parlare l'italiano, non diciamo scriverlo ma neanche parlarlo, lì sì ho visto in queste classi con tutti dentro ho visto fenomeni di esclusione, non sinceramente sicuramente nelle scuole, nelle classi ponte a cui pensa il ministro Valditara. Così Riccardo Barbizan, vice segretario della Lega, un passato da docente. Il tema divide anche l'opinione pubblica. Assolutamente contrario alla divisione, separazione di classi. Perché? Perché aiuta a maturare tutti. Certamente bisogna fare prima un corso di lingua italiana, visto che vengono su un paese non loro, e adeguarsi alle esigenze del governo, le regole. Per me è sbagliato, va bene tutti avanti assieme, così impara uno e anche l'altro la lingua. Non sono d'accordo perché se dobbiamo aprirsi con tutti, questo vuol dire allontanare sempre di più l'integrazione. Che ci vorrebbe soprattutto una insegnante in supporto per aiutare questi ragazzi a inserirsi. Quindi se li mettiamo in un'altra classe non si inseriranno mai. È molto complesso, sì, molto complesso. Lei non se la sente di rispondere su due piedi? No, su due piedi no, vorrei informarmi di più. Sui banchi di scuola oppure in cattedra o nell'assistenza agli stranieri, ecco la voce di chi parla con l'esperienza. Come ex insegnante dico che è super sbagliato. Punto. Bisogna aiutarlo a superare queste difficoltà. Fare magari delle piccole classi con dei professori magari che aiutano l'apprendimento in modo più specifico per dare spazio a delle lacune, trovo sia anche giusto. Direi classi supplementari, perché magari anche un alunno straniero in un ambiente dove ci sono più, diciamo, madrelingua italiani potrebbe sentirsi un pesce fuor d'acqua, diciamo così. Mia moglie, per esempio, che è in pensione da 3 anni, svolge un servizio per la Caritas dopo scuola proprio per bambini extracomunitari. Effettivamente non hanno genitori che parlano italiano, sono loro magari a fare da interpreti poi e il livello è veramente molto basso, cioè lei quando torna a casa è demoralizzata perché per quanta buona volontà ci metta effettivamente sono difficoltà enormi. Cioè, fanno veramente riflettere, Antonella Tocchetto, queste dichiarazioni. Avete sentito? Chi avrebbe mai pensato che questi ragazzi dicessero sì a classi diverse? Però prima sentiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato!
Buongiorno bella signora, buongiorno a lei, buongiorno alla signora a fianco a lei, all'avvocato, e come al solito i complimenti. Allora, dividere le classi non sono tanto d'accordo, e parlo da Veneto e lei lo sa che è Veneto. Ecco. Io piuttosto, adesso apriti cielo, abolirei certe materie, tipo la ginnastica a scuola. Cosa serve quando tutti quanti ormai vanno in palestra al pomeriggio? Educazione fisica, la vecchia educazione fisica che non conta niente a scuola. Adesso apriti cielo, sto dicendo una cosa, il vescovo mi chiamerà a casa. L'ora di religione, cosa c'entra l'ora di religione a scuola? Quando tutti quanti ormai avranno la cultura sua naturale di proseguire una religione personale, qua apriti cielo, mi chiameranno a casa anche. Oppure non so, ecco, una volta a scuola c'era la bella calligrafia, io sono stato a scuola dei preti e capisce benissimo. Ecco, piuttosto ai ragazzi che la professoressa o la maestra sente, dico una parola e non vorrei essere frainteso, leggermente mezza lingua, ecco, spero che mi capiate, che magari non vorrei esagitare qualcuno, farli fare l'ora del pomeriggio. Però qua la vedo dura che un giovanotto rientri anche al pomeriggio. Sappiamo come sono ormai, io ero un tamburo a scuola, che sia ben chiaro. Ecco, abolire certe ore che ormai nel 2024 non contano più niente. Fare educazione fisica a scuola, mi spieghi cosa c'entra? Che quando tutti ormai sono iscritti alle palestre, fanno corsa, fanno di tutto al pomeriggio nelle scuole del calcetto roba. Oppure, ecco qua sarà dura per qualcuno, certe ore di religione che non le capisco a scuola. Ognuno va nella sua chiesa o nella sua, parlo così un po' anche culturalmente, insomma, ho fatto la terza media, ecco, nella sua moschea, e fa l'ora di religione nella propria cultura, ecco. Farei di più storia, geografia e lingua italiana. E in ogni regione metterei anche l'ora di storia della propria regione. Ah mamma signore. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie di tutto, buona giornata. Grazie a Renato, prego avvocato. Beh, allora, sulla questione dell'ora di ginnastica non sono d'accordo, perché magari possiamo attualizzarla, che potrebbe essere attività di movimento, perché poi è vero che molti vanno alle palestre, ma le palestre costano, non è che tutti se le possono permettere, e magari abbinato anche una giusta alimentazione, che è anche uno dei nostri problemi, perché molti ragazzi per esempio hanno problemi di alimentazione, tra la bulimia, l'anoressia, che è un altro grave problema sul quale anche i nostri parlamentari hanno presentato delle proposte di legge. Io però sono rimasta molto colpita da questi ragazzi, perché sembra quasi che non vogliano integrarsi, e invece l'integrazione è la base di una civile società. Se poi ci sono delle criticità a scuola, perché magari hanno delle difficoltà di inserimento per la lingua italiana, si possono fare dei corsi di aiuto, come c'erano anche ai miei tempi, dove non c'erano le classi miste, perché ai miei tempi, negli anni 80, le scuole non avevano una presenza di extracomunitari così importante, però c'erano per esempio delle persone che avevano più difficoltà a scuola e gli facevano appunto, gli davano un aiuto o pomeridiano o comunque di assistenza per recuperare in alcune materie. Ecco, io prevederei più questo, ma l'integrazione attraverso alle scuole e alle classi miste è necessaria, perché se no facciamo le società ghettizzate dove alcuni sono più fortunati di altri, e questo non solo crea difficoltà, ma crea il classico conflitto sociale che poi una società non è in grado di gestire. Però sentire questi ragazzi in generale, io non voglio parlare di colore della pelle, i ragazzi, ecco, mi piace chiamarli così, tutti uguali, che sono favorevoli a queste classi, cosa le fa pensare? Qual è il pensiero che le è venuto? Che
la volontà di non integrazione passa principalmente nelle famiglie e quindi noi dobbiamo fare un lavoro da questo punto di vista, perché se le famiglie che non vogliono far integrare i propri figli alla fine porteranno a una dicotomia, cioè porteranno a una differenza tra chi è qui autoctono e chi non lo è, e una polarizzazione della società che è solo danno, è solo dannosa, perché una volta noi avevamo i campanili del tipo quello di Silea, non si parlava con la contrada del Cendon, beh, erano divertenti, ma qui invece se provenienze diverse non vogliono integrarsi o i nostri non vogliono che ci sia l'integrazione, è un grave danno per la società. Vediamo cosa è successo in Francia, e in Francia è l'esempio di quello che una difficile integrazione in alcune realtà ha portato alle balie e a tutte le problematiche che si sono create. Noi dobbiamo invertire assolutamente la rotta. Adesso andiamo a Brescia, come vedete chiamate sempre dappertutto, chi riesce a prendere la linea. Abbiamo Luciano, vai Luciano. Pronto? Avvocato, buongiorno. Buongiorno. Dal Lago di Garda. Bello. Niente, vorrebbero dare il voto ai sedicenni e anch'io, tra parentesi, sarei favorevole perché sono molto più svegli di noi, tra parentesi, ma è impossibile che nel 2024 studenti che spaccano vetrine quando fanno manifestazioni, spaccano la scuola, ha fatto danni per migliaia, è impossibile che non sanno che devono pagare, o loro o i genitori, tra parentesi. Mirella, 2 o 3 giorni fa ho visto proprio in diretta su un canale, c'era il presidente Giuseppe Conte e un giovane davanti che lo aggrediva e che gli diceva: sotto il suo governo mi avete spaccato la testa. Lui era uno studente che aveva manifestato. 2 sotto Draghi hanno pestato gli studenti e i poveri, aiutami, a Trieste, i poveri portuali erano da trattare così, erano da trattare con gli idranti. Ho sentito ieri uno del PD che diceva che impedivano l'accesso agli altri di andare al lavoro. Non è vero. Tante volte, non dico la polizia, ma chi li comanda, tante volte sbagliano. Ma l'ultima, Mirella, perché io quando parlo, io so tutto, l'ho passate tutte. Miei 3 amici, 40-45 anni nel 2001, di rifondazione comunista, un infermiere, un altro che lavorava all'ospedale con me e un artigiano, erano a Genova e abbiamo chiesto, no, un po', e dice: abbiamo cominciato a vedere che prendevano i blocchetti e li lanciavano contro la polizia, e così hanno fatto anche loro a 40 anni. Non è mai la polizia che comincia, insomma, ci vuole un po'. E dopo l'ultima, veloce Luciano, veloce. Devono cominciare nelle scuole a educare i genitori, a educare. Qua tutti i giorni si sente qualcosa sempre più grave, si sente. Vi saluto, buongiorno. Grazie Luciano, salutiamo anche Lago di Garda, questa meraviglia che abbiamo in Italia, bellissimo. tra le tante cose. Grazie Luciano. Allora, avvocato, come commentiamo queste telefonate? Appunto, volevo dire che c'è anche un buon olio nel Lago di Garda. Le commentiamo nel senso che è una società molto difficile, complessa, e sulla quale servono degli strumenti diversi. E quindi lo diceva anche il signor Luciano, questo di Brescia, cioè
Non è facile rapportare all'educazione che abbiamo avuto noi negli anni passati. Noi venivamo da genitori che avevano avuto i nonni che avevano fatto la guerra, mia mamma era pur ragazzina scappata dal bombardamento. Io quando sentivo i racconti di mia mamma che si era salvata dal bombardamento di Treviso del 7 aprile del 44, lei aveva una decina d'anni, dicevo mamma, ma che situazioni difficili erano, no? Quelle. Però adesso che noi per fortuna non abbiamo avuto il problema della guerra e non l'abbiamo vissuto, noi siamo anche la generazione, quella degli anni 60-70, che ha vissuto bene. Cioè i genitori sessantottini, io ho avuto un avvocato qua, donna, un'avvocata, che ha detto forse dobbiamo rivederci un po', perché anch'io ho fatto il figlio dopo i 40 anni, anch'io ho vissuto forse un po' troppo bene, noi e abbiamo adesso vissuto è bene. un problema perché faccio il figlio dopo i 40 anni e comincio a farmi qualche riflessione, perché questi sono... Allora noi siamo stati la generazione dei baby boomer, noi siamo dei boomers e questa ci ha fatto anche vivere bene, non avevamo problemi economici, i genitori erano anche quella generazione che post guerra era riuscita anche ad avere un po' di aiuto permissive. Noi poi dopo abbiamo fatto i figli e i figli si trovano in una società intanto multietnica, molto, molto diversa, anche con meno possibilità economiche rispetto ai nostri genitori, e nel senso che io non avevo genitori che non avevano studiato e sono stata la prima ad essermi laureata, ma vedo i miei coetanei che hanno figli quanta fatica fanno per riuscire a mandare i ragazzi a scuola anche dal punto di vista economico. Cioè c'è una società che è regredita piuttosto che progredire, con difficoltà complesse, essendo diventata una società multietnica, che è anche, come dire, un bene, perché c'è il rimescolamento del mondo, ma tutto questo forse ci ha visto poco preparati. Però proprio per il tema che abbiamo affrontato oggi ritengo opportuno sottolineare la difficoltà del genere maschile. Allora il 10 si andrà a votare, ecco, ormai andiamo a votare sempre in Basilicata, ecco questa sinistra che sta cercando di unirsi, di fare squadra, e in Sardegna ha vinto, è stata vincente. Ecco, qual è il pronostico secondo lei? Allora io spero che si riescano a ribaltare alcune situazioni, adesso si vota anche in Abruzzo e che quindi noi possiamo farcela come centrosinistra. Mi auguro anche che il centrosinistra abbia una buona proposta per le elezioni regionali del 2025, perché per noi potrebbe essere una vera occasione. Oggi alle 15 tra l'altro le donne democratiche si trovano a Padova, ci sarà un evento, un congresso insomma che riguarda le donne democratiche, e speriamo anche che nel futuro della regione Veneto ci sia un centrosinistra vincente e anche una donna alla guida della nostra regione, perché potrebbe essere un salto di qualità importante. Allora Bonaccini, Schlein, come li vede? Ma allora sono due caratteri completamente diversi. La Schlein è molto più movimentista, una donna moderna che cerca anche di rinnovare il partito in un certo modo. Invece Bonaccini è un amministratore, e la competenza dell'amministratore che sta portando avanti probabilmente è anche probabile che lui sia candidato alle europee, forse anche capolista. Non è ancora deciso nulla, ma insomma questo potrebbe essere una delle opzioni. Vuol dire che non crede al terzo mandato, perché era favorevole al terzo mandato Bonaccini? Penso che il terzo mandato sia definitivamente sepolto anche post Sardegna. Bonaccini è un amministratore e quindi sono due competenze completamente diverse che però proprio per quello possono fare una squadra vincente nel nostro Partito Democratico. Grazie, grazie all'avvocato Antonella Tocchetto, avvocato e consigliere comunale a Treviso e anche provinciale di Treviso. Grazie, è stata con noi. Pubblicità. Grazie mille. Abbiamo altri due graditissimi ospiti, veramente grazie al professor Gerardo Favaretto, psichiatra,
di essere qui con noi, tante storie, tanti problemi, abbiamo molte strutture, poche in certi casi, ma manca il personale. Saluto anche da Montecchio Vicenza Ornella Vezzaro. Grazie Ornella di essere qui, veramente grazie di cuore, un abbraccio immenso, grandissimo, questa donna che ci mette la faccia, questa donna che dice quando sarà ora andrò in Svizzera ma io vorrei morire nel mio paese. Guarda Ornella, grazie, io non so quanta forza avete per riuscire a combattere questo percorso di vita molto difficile con la politica che non sembra ascoltare. Ecco, dovete emigrare, andare via perché qui non trovate giustizia. Allora io partirei proprio da te, ti do del tu perché mi sento di darti Ornella del tu, ecco ti sono molto vicina, io le fragilità proprio me le prendo tutte e mi fanno molto bene perché mi fanno capire che dobbiamo fare comunità, dobbiamo stare vicini a queste persone e aiutarle. Allora abbiamo anche un psichiatra, Ornella, cosa vuoi dire? Ecco, com'è la tua storia? Raccontiamola un po'. Allora, io mi sono ammalata di un tumore raro, io ho un cancro neuroendocrino col glucagonoma nel 2015, però ho avuto la sfortuna, diciamo, di girare 16 mesi per gli ospedali del Veneto e nessuno capiva cosa avevo. Quindi piano piano, per fortuna mia, avevo anche la possibilità di curarmi privatamente, quindi ho continuato a girare fino a che a un certo punto dagli ospedali mi hanno detto sarà una patologia rara, noi non sappiamo più cosa fare e ci hanno detto cioè, stai a casa, insomma, no? E quindi io vengo da una famiglia dove moriamo tutti di cancro, ho dovuto assistere tanti pazienti malati terminali, parenti stretti e l'ultima è stata mia sorella, appunto, che lei non aveva fatto in tempo. Io in questi 16 mesi che giravo per gli ospedali ho avuto il tempo, stando a casa, di informarmi, di chiamare in Svizzera, di capire quanti soldi servono, qual era la possibilità migliore per poter andarci, visto che nel 2015 non c'era ancora il DAT, cioè la possibilità appunto di determinare le tue volontà, c'era il testamento biologico. E quindi mi sono informata e sapevo già, ero preparata. E poi la fortuna ha voluto che io ormai stessi andando davvero, io non riuscivo più a muovermi, a mangiare, non riuscivo neanche a prendere un bicchiere d'acqua e avevo capito che era ora di andare. E fatalità, per caso, per un problema della pelle molto importante che avevo, ho fatto una visita in un centro del Veneto e lì io, dopo 16 mesi in cui mi sentivo rifiutata dagli ospedali per motivi che non do la colpa a nessuno, però davvero io ho un tumore poco conosciuto, e mi sono sentita accolta e presa per mano da medici, personale sanitario che era consapevole che io ero alla fine, però hanno approfondito il problema e ci hanno messo 45 giorni a capire che patologia avevo e mi hanno ventilato la possibilità che probabilmente se facevo l'intervento magari avrei potuto farcela, anche se erano stati sinceri con la mia famiglia che i rischi erano altissimi. E io a quel punto, visto che ero già preparata, ho detto bene, datemi il tempo di tornare a casa in 3 giorni. Ho fatto il testamento biologico con un notaio, ho predisposto le cose in banca, ho parlato con la mia famiglia, dove il problema era già conosciuto naturalmente, di cosa volevo fare e come volevo essere trattata in caso io fossi rimasta un paziente inerme, e sono rientrata in ospedale. E è stato terribile, dolorosissimo, sono stata lì tra il 2015 e il 2016, sono stata dentro l'ospedale 5 mesi
Però io sono una persona molto fortunata. La malattia è stata un'esperienza terribile e bellissima. Mi ha cambiato la vita e mi ha insegnato un sacco di cose, perché è diverso seguire le persone con disagi. Io ho sempre lavorato nel volontariato e poi torni a casa tua ed è tutto bello, tutto funzionante. Quando tocca a te invece, che sei lì, che non riesci ad andare in bagno da sola, a prenderti il bicchiere d'acqua, a mangiare, ti cambia la vita. È un percorso così lungo per tornare poi alla vita vera. Io sono stata ferma 2 anni con la malattia. Io davvero sono molto fortunata, molto fortunata. Ogni giorno scopro qualcosa che è bellissimo esserci ancora. Guarda Ornella, non avrei mai immaginato, te lo giuro, di dare un messaggio così positivo questa mattina alle persone a casa che stanno soffrendo, che ti stanno guardando, che ti stanno ascoltando, il messaggio di speranza. Tieni duro, insisti, continua a lottare, continua a cercare, non abbatterti. Ecco, io vorrei che quelle persone che hanno magari un leggero mal di testa e si sentono già in crisi, che ascoltassero le parole di Ornella Avezzaro per far capire quanto bella è la vita, anche nella malattia, ecco, superarla. Guardate che io penso che un messaggio, poi sentiremo il professor Gerardo Favaretto cosa dirà di questo messaggio. Io sono veramente onorata di avere questa mattina Ornella Avezzaro ospite. Abbiamo Lino da Mantova, se no mi cade la linea. Vai Lino. Pronto? Sì, la sento bene signora. Buongiorno. Buongiorno signora. Ascolti, volevo dire una parola per la signora avvocato che ha parlato prima. Sì? Ha parlato tutto il contrario di come sono, di extracomunitari, che una riunione di 100 persone, 200, hanno interrogato 30 ragazzi extracomunitari, tutti hanno detto noi non vogliamo essere italiani, non ci riconosciamo, ma guardi 30-40 persone. Dopo voglio dire che lei ha parlato un po' della slang a sinistra, ma guardi un po' il De Luca cosa ha detto al presidente italiano, il Presidente del Consiglio ha detto che è una stracciona, ma come si è permesso? Una cosa del genere. Poi quello dei fatti di Pisa, io avevo una persona che conoscevo, ha detto che uno gli ha dato un pugno in faccia al suo collega lì vicino, e l'altro ha dato un pugno allo scudo e l'ha gettato per terra. Se no, la polizia non fa niente di più. Perché sono intervenuti? Perché c'era un motivo, perché c'erano anche degli scalmanati in mezzo. E perché quella signora lì, avvocato, non ha detto quello che ho visto ieri su vari emittenti? L'abbiamo detto ieri con altri ospiti. Lino, se hai sentito la trasmissione, io invito tutti, perché sai che io invito tutti, devo correre perché c'è un tema molto delicato, Lino, questa mattina. Vorrei che rimanesse sul tema perché è un tema delicatissimo. Comunque grazie, ognuno fa le proprie riflessioni a casa. Allora, grazie Lino. Un saluto anche a Mantova. Allora, professor Favaretto, ecco, ritorniamo da dove abbiamo iniziato, con questa donna che ha il coraggio di raccontare la sofferenza, la solitudine, però la tenacia, la voglia di vivere. Questo emerge, io voglio vivere, nonostante tutto, nonostante tutti. Prego, professore. Buongiorno intanto, buongiorno alla sua ospite. Credo che sì, sicuramente c'è speranza, ma c'è anche molto di più nelle parole che ha detto la signora Ornella. La prima è la testimonianza di un'esperienza personale. Lei ha detto giustamente, noi ci facciamo un giudizio sulle cose quando vediamo gli altri, anche quando gli siamo vicini, li supportiamo, li sosteniamo, però poi abbiamo la nostra parentesi, la nostra casa, la nostra vita. E nulla vale come vivere in prima persona un'esperienza in cui si ha bisogno, in cui ci si trova in difficoltà, perché quello ci fa davvero capire sulla nostra pelle, sul nostro corpo, sulla nostra vita, su tutti i momenti, che cosa significa essere in difficoltà. E questa è una cosa che ci deve aiutare a far capire di più che cosa la vita sia, che cosa sia il rapporto con gli altri, cosa sia l'avere bisogno. Un'altra cosa che, oltre alla speranza, oltre all'esperienza, io ho percepito nelle parole della signora Ornella è la profonda dignità.
è una parola di cui spesso ci si dimentica, no? La dignità è la responsabilità rispetto ai propri destini, la responsabilità rispetto agli altri, è riuscire ad osservare, e io mi complimento con la signora per il suo grande equilibrio emotivo, la sua capacità di vedere le cose in una maniera estremamente... Che non è facile, professore. Assolutamente non è facile, per questo mi complimento molto e credo che sia davvero un'esperienza straordinaria, quella dignità nel poter affrontare un problema chiamandolo per quello che è, riuscendo a guardare in faccia anche le parti più oscure della vita, tutte quelle che ci portano vicino alla morte, ovviamente, di affrontare il problema del diritto anche di fronte a momenti così tragici, di poter esprimere una propria scelta, un proprio progetto per la propria vita e di non farsi travolgere dagli eventi e di avere delle strategie contro una sofferenza che certe volte potrebbe essere evitabile, no? Facendo le scelte adeguate. Quindi credo che questi messaggi, insomma, no? Quelli dell'esperienza, della capacità di appropriarsi della propria esperienza e di fare delle scelte, di mettere le cose sul tavolo, insomma, sono lontani i tempi, giustamente, nei quali no, veniva nascosto ai pazienti la prognosi, la diagnosi, si dicevano una cosa per un'altra perché altrimenti chissà cosa sarebbe successo, mentre questa testimonianza ci dice con grande lucidità quanto invece sia importante rendere protagonisti le persone, no? Soprattutto quando le persone sanno mettere in campo strumenti di analisi, di consapevolezza, di progettazione, di lucidità, così come è successo. Sarebbe ovviamente augurabile che tutti potessero arrivare a poter gestire problemi così gravi. Un'ultima cosa, davvero l'esperienza personale è assolutamente importante, anche adesso penso agli operatori sanitari, a chi lavora all'interno delle strutture, ai medici, agli infermieri, eccetera, che sicuramente fanno un lavoro molto faticoso, molto importante, ma la signora ha sottolineato una cosa che a me sta molto a cuore, no? Cioè il fatto che non si perda mai la capacità di ascolto, non si dia mai per scontato di avere la verità in mano, ma si cerchi sempre, con l'incontro con la persona, di capire che cosa sta succedendo, perché non ce l'abbiamo sempre in tasca la verità, insomma. Allora, Ornella Avezzaro, la mia domanda è anche questa. Quanto è importante però avere anche una famiglia che comprende, avere amici, far parte anche del mondo del volontariato, che ti supporti, io dico che è il più bel mondo che ci sia, ecco, perché è un mondo veramente che ti accoglie sempre con un sorriso, tanti problemi, ma sempre queste persone disponibili e sorridenti. Ecco, mettendo assieme si fa comunità per aiutare, per supportare. Io sto male, ma vivo in un'altra comunità che mi dà la possibilità anche di resistere. Prego, Ornella. Allora, la famiglia, per quanto mi riguarda personalmente, ha avuto un ruolo importante e primario e mi rendo conto che quando vado a parlare in giro di questo tema, adesso che tutti sappiamo che ci sono parecchie persone che vivono da sole, che non hanno una famiglia che li supporta, e questo preoccupa ancora di più le persone, però parlando della mia esperienza, credo che abbia prevalso nella mia volontà di proseguire sul cammino di quello che volevo fare, intanto la vicinanza del rispetto tra di noi, di dire, lo vedevano anche loro comunque com'era la situazione, cioè io ero una larva che marciva, ero 45 kg, adesso io peso 70 kg e davvero avevo le mani e tutto il corpo fasciato perché il mio corpo era pieno di piaghe e non riuscivo a tenere dentro un goccio d'acqua perché usciva tutto e quindi ero alla fine, ma nessuno mi ha mai fatto pesare nella mia famiglia. È vero che avevo mio marito appena dato in pensione, di portarmi in giro negli ospedali per le varie visite, e il fattore economico, che non è una cosa da poco, perché adesso io mi ritrovo, visto la mia patologia, mi chiamano famiglie che hanno pazienti con una patologia uguale o simile alla mia, e vedo che noi viviamo in Veneto, di cui abbiamo una sanità di cui sì, ci dobbiamo anche lamentare,
ma so come funziona anche in giro per l'Italia, insomma, rispetto alla sanità. E siccome per essere accolta in un centro, in un ospedale anche pubblico, devi fare prima la visita in libera professione, e non sempre c'è chi può permettersi di farne 1, 2, 3, 5 visite in libera professione. Ma questo ha fatto sì che, almeno nella mia esperienza, tutti dicevano: stai morendo, bene, almeno capiamo perché te ne stai andando. E questo ha fatto sì che io arrivassi in quel centro, però lì ha prevalso anche, io lo dico, l'accoglienza al paziente, l'ascolto alla persona. Ci sono parole dette dai medici, anche privatamente, che possono essere pietre che ti fanno andare ancora giù nel burrone. E ci sono parole che sono dure, ma dette con un tono come dire: perché non possiamo provarci insieme a fare questo percorso? E vedo che il professor Favaretto annuisce. Professore, allora, prima di sentire anche il commento del professore, abbiamo Sandra da Padova. Grazie Ornella per come ti esprimi, anche in maniera molto semplice ma molto determinata, che tutti a casa capiscono. Vai Sandra, veloce. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno al professore e alla signora. Io posso dire, io non sono giovanissima, però mi sento fortunata e sentire la signora che ha questa forza che io non so se riuscirei ad avere, non lo so perché bisogna trovarsi in tutte le situazioni, e devo dire che la signora, guardi, mi è venuto il magone perché ci sono tante malattie in giro. Io ho un mio marito che ha una malattia genetica, non porta alla morte, però avrà problemi più avanti, più scorre il tempo, diciamo così. E anche il fattore psicologico, come diceva il professore, è determinante, perché vuol dire una persona che ti fa capire determinate cose in un momento così drastico, perché è terribile. E io devo solo complimentarmi con questa signora, perché le mando un abbraccio forte e le faccio non tanti auguri, ma che vada avanti così a combattere, perché è vero, come ha detto il professore, bisogna combattere, perché se ci perdiamo alla fine è la testa che deve andare avanti. E io le faccio tanti auguri signora, che possa vederla ancora in trasmissione. Ma sicuramente, brava Sandra, hai visto che piacere fa questo abbraccio che gli ha dato. Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Grazie Sandra anche dell'abbraccio che so che fate tutti voi da casa. Ecco, Ornella, ti stanno abbracciando anche se non riescono a prendere la linea, ecco, perciò questo abbraccio caloroso voglio che arrivi a Ornella da Sveglia Veneti. Allora professore, ecco l'importanza della parola. Le parole possono essere pietre, ma dette in una certa maniera non sono più pietre. Prego. Partiamo appunto da un concetto che diceva prima lei Mirella, il concetto di altri, di comunità, no? Noi non viviamo soli, non siamo appunto un'isola, viviamo in un mondo che ci sono con altri stabiliamo le relazioni. Fra le relazioni c'è una relazione specialissima che è la relazione di cura, cioè quando siamo in difficoltà, quando abbiamo un problema grande che da soli non possiamo affrontare, c'è una relazione di cura con un sistema, un apparato, dei servizi, insomma tutti quelli che dovrebbero aiutarci, no? La relazione di cura è una relazione speciale dentro la comunità deve avere la capacità di avere cura. Ci sono tanti modi di dare cura, naturalmente quello della solidarietà, della vicinanza, poi ci sono le cure specialistiche, quelle che prevedono competenza. La signora ha perfettamente ragione, quello che succede dentro la relazione di cura ha un peso particolare molto molto forte, perché c'è una persona che ha un bisogno e quindi è dipendente sostanzialmente dall'altro, e le parole che vengono dall'altro sono importanti. E qui è un problema culturale anche in questo momento molto forte, perché la specializzazione anche della medicina, il fatto di essere arrivati a definire percorsi molto tecnici certe volte, fa dimenticare il peso della relazione, il peso emotivo ed affettivo che ha la relazione. L'ascolto, che è una parola che viene spesso sottolineata, forse un po' abusata, ma poco utilizzata in realtà, perché le persone spesso dentro la relazione di cura
parlo degli operatori, parlo dei medici, qui va fatta un po' di autocritica, insomma, da parte della categoria, no? Hanno cose da dire, hanno poco da ascoltare, no? Definiscono la situazione attraverso etichette diagnostiche, ma le diagnosi non risolvono le persone sono diverse, le persone hanno appunto capacità diverse, c'è chi è più forte, più resiliente, c'è chi è più fragile, c'è chi va più in difficoltà. A seconda del problema, lo stesso identico problema, persone diverse lo possono affrontare in maniera diversa. Faccio un esempio molto banale, di fronte a un infarto per esempio, le persone più depresse hanno una prognosi peggiore, le persone che sono meno depresse hanno una prognosi migliore, questo è un dato emerso da tante ricerche. Si dice combatti la malattia, è questo che si dice, no? Esattamente, bisogna avere cura dell'equilibrio emotivo della persona così come si ha cura della malattia, e quando c'è un equilibrio emotivo buono, come nel caso che la signora sta portando, poi allora si attivano tutte quelle cose che possono rendere la qualità di quelle esperienze la migliore possibile. Purtroppo sappiamo, insomma, che ci sono problemi che sono irrisolvibili, ma prima di arrivare a dire una cosa di questo tipo cerchiamo di occuparsi di problemi che sono risolvibili, cioè come puoi vivere bene sì, però, quello che stai vivendo. Si rende conto quello che ha detto Ornella Vezzaro? Io sono stata fortunata, ma è stata fortunata grazie alla sua caparbietà, perché aveva girato tantissimi ospedali. L'ha sentito, professore? Com'è possibile che ci fosse la cura e che nessuno sapesse? Cioè, come funziona? Ma io sono rimasta veramente allibita da quello che ha detto. Stavo morendo perché tutti mi dicevano, fino adesso dove ero andata e curata, che non avevo scelta, purtroppo dovevo decidere se vivere o morire. Io volevo morire qui a casa, però non era possibile e stavo pensando di andare anche in Svizzera. Poi all'improvviso arriva questa luce nel tunnel, una luce fortissima. Facciamo assieme il percorso, proviamo e vedremo cosa succederà. Mi sembra una cosa un po' strana, professor. Cioè, ho capito che è stata fortunata, ma allora, c'era anche Prego, Ornella. Posso? Allora, sì, io l'ho capito dopo, quando ho cominciato ad andare ai convegni per la mia patologia, che nei centri dove ero stata ricoverata, avendo io un tumore neuroendocrino con glucagonoma che provoca grossi problemi sulla pelle, grossissimi, nei posti dove andavo erano tutti presi dal problema della pelle senza approfondire il problema interno, e di questo non ne faccio più una colpa. C'è stato solo questo centro che ha detto: ma proviamo a capire perché questo problema della pelle, che non è solo esterno, viene da dentro. Scusa Ornella, parentesi, questo centro, ma è stato in particolare un medico, una dottoressa? C'è un angelo, c'è un angelo, sì. Io non faccio il nome, però quell'angelo lì mi ha preso per mano, davvero. E sono tanti gli angeli chiusi nelle stanze degli ospedali che lavorano in silenzio e prendono per mano chi ce la fa e anche chi non ce la fa, e allora si aiutano i familiari. Ed è stata lei, vedendomi così determinata a dire: io ho già deciso, io ho già predisposto, io so già cosa fare, la mia famiglia lo sa, e lei mi ha preso quasi come una sfida, perché io non volevo più... Scusa Ornella, ma te lo devo dire, hai detto lei, perciò una figura femminile. Guarda che io dico tutte le mattine che abbiamo una sensibilità che è diversa, non è per denigrare, per carità, ci sono bravissime figure maschili, però quella sensibilità, ragazzi, dovete lasciarla, perché ce l'abbiamo noi, tanto è vero che lassù hanno deciso che diventare madre è la donna, non l'uomo, perché non ci sarebbe neanche il mondo, ve lo dico io, perché dalla paura che hanno. Ornella, ti fermo un secondo solo perché abbiamo Rinaldo da Venezia, ecco, e poi continuiamo, ma io so già cosa ti dirà Rinaldo. È arrivato Rinaldo, vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto al professor, se io fare una trasmissione, no, è bellissima, fatta col cuore, queste sono le trasmissioni da fare, come che ti fa sempre d'altronde. La signora Ornella è un esempio per tutti i malati e anche il professore. A chi che è malato, anche amico tanti anni,
Io so che ho dati dai spaghi, però mi piacerebbe trovare, quando che sarà mia ora, due persone così che mi stanno vicino, che mi accompagna all'aldilà con questa freschezza, con questa passione di aiutare la povera gente che va male. Questo è il problema che abbiamo dai soldi vecchi ormai, ma abbiamo da tanto noi altri, va bene? Senza le radici, non che sia l'albero, cosa vuol dire? Che cosa che abbiamo lasciato, abbiamo lavorato, abbiamo fatto, ma per amor di Dio, io spero che il mondo vada avanti, perché 70 anni fa si moriva a 50 anni, 60, con i tecnici, con i studiosi, ne porta la vita 80, 90, è molto vero è il discorso, ma da scariche vicino, alla miseria sono andato a Abano, che mi sono operato, e che non aveva nessuno i poi. Io venivo mia moglie, perché non sei, allora c'era il Covid, non poteva venire nessuno. E vedevo che l'acqua gli andava a mancare, però non aveva neanche il coraggio di mandargli l'acqua. E che faccio? Ti ha bisogno di qualcosa, ti ha l'acqua, una roba. E che abbiamo fatto amicizia, mi ha spiegato le condizioni di questa povera gente. Va bene, neanche sei per bere un caffè per lì. E anche la signora che ha detto bene, i soldi importanti, per chi che non ne i sarebbero già morti. Ma per amor di Dio non c'è mica una colpa dei soldi, anzi vuol dire che si va a guadagnare, ma il governo dovrebbe pensare alla povera gente che non può. Grazie Rinaldo, devo chiudere, se no non riesco ad andare avanti, ma sei stato molto chiaro e ti ringrazio Rinaldo. Allora prego Ornella, ti avevo interrotto ma sapevo che Rinaldo voleva dire queste cose, lo immaginavo conoscendolo, prego. Ecco, voglio dire, ci sono medici che davvero ti prendono per mano e ti dicono dai proviamoci, cioè, e loro ci hanno messo tanto in questo centro a capire da quale patologia ero affetta, però ci sono arrivati e dopo hanno detto adesso è come una sfida, no? Perché non ci proviamo? Ed è stato lì che io ho detto beh perché no, tanto se ho già deciso tutto, quindi la possibilità di venire in permesso a casa e definire tutto e poi entrare lì, da quel momento quando io ho scelto come andarsene, ho scritto, ho consegnato le copie ai miei familiari, io ho una pace dentro, mi sento così serena, è difficile spiegare con quanta forza mi dà aver scelto come andarmene. Io sono una persona molto fortunata, ogni mattina mi dico viva la vita fino a quando è vita. Allora, professor Favaretto, c'è una domanda che vorrebbe fare alla nostra Ornella Vezzaro dopo aver sentito queste parole, questa profondità d'animo, questo ascolto di se stessa? Ma mi viene da fare appunto una considerazione. La signora Ornella è stata molto chiara, molto lucida nel descrivere una cosa, no? Parlavamo prima dell'importanza dell'ascolto dentro una relazione di cura. Ecco, la relazione di cura all'ascolto ha bisogno che le persone si sentano viste dall'altro, ecco, che tante volte quando si va negli ambulatori o si è ricoverati, eccetera, proprio uno dei grandi problemi è il vissuto che le persone possono avere, come dire, proprio di essere dentro un telefilm, cioè di essere delle comparse, di non essere viste per quello che sono. Mi pare, e chiedo alla signora Ornella se questo un po' conferma la sua esperienza, che invece l'essere vista per quello che si è, con la sua storia, con il suo contesto, con l'aver potuto parlare con i familiari, cioè l'aver realizzato che si era proprio dentro a una relazione in cui si veniva riconosciuti come persona, sia stata questa la molla, insomma, che poi ha fatto anche scattare il desiderio poi di continuare ad andare avanti, di combattere, di attraversare, immagino, momenti molto difficili, perché adesso non stiamo parlando di una gita, stiamo parlando di momenti molto difficili. Perché lei ha detto, professor Favaretto, Ornella ha detto, sono stata accolta. Esatto. Ecco, la parola che ha usato è stata questa, è stato accolto il mio corpo, la mia mente, io sono stata accolta. E nel momento che ho visto questa determinazione nella persona che mi accoglieva, io ho dato la massima fiducia, io ci sarò. Abbiamo Sandra da Treviso, vai Sandra! Sì, buongiorno. Buongiorno. Mirella, buongiorno anche ai tuoi ospiti, illustri ospiti. Un abbraccio alla signora ovviamente. Due domande rapidissime, cioè due affermazioni secondo il mio modesto parere. Qualcuno, non mi ricordo chi, ha detto segui i soldi quando vuoi trovare le motivazioni del sì e del no.
Le malattie rare purtroppo, come abbiamo visto anche tanti altri casi, come ad esempio anche quella mamma che sta lottando per il medicinale che tolgono dal mercato, che invece dà in qualche modo una qualità di vita migliore al figlio che anche lui ha una malattia rara. Più persone hanno questa malattia, più si assoldano, più si riesce a trovare chi studia la malattia in vista però di un futuro farmaco che andrà venduto a più persone possibili, quindi si ritorna sempre lì, ai soldi. Se le malattie rare diciamo così, colpiscono un piccolo gruppo di persone o qualche persona nello Stato o nel mondo, lì non si studia niente perché non, tra virgolette, non conviene. Questa è la brutale realtà, secondo il mio modesto parere. Poi una domanda rapida appunto al professore. Nella vita di un medico, di un infermiere, diciamo così, del personale che lavora a contatto con il dolore, con persone fragili, eccetera, il fatto di essere molte volte distaccati, quindi di non accogliere, come ha detto la signora, non accogliere diciamo nella sua interezza il dolore della persona, gli stati d'animo eccetera, quanto conta? Non so come mi posso spiegare. Io ad esempio mi spiego così, io sono un medico, vedo per tanti anni tanto dolore, tanta disperazione, tante volte allargo le braccia, non riesco a fare, ho degli insuccessi eccetera. A un certo punto faccio un muro, perché se io sono troppo empatico c'è il rischio che come medico, come appunto persona che si approccia a questi dolori e a queste diciamo così fragilità, distruggano anche me. Non so se mi sono spiegata. Ringrazio tutti. Arrivederci. Grazie Sandra da Treviso. Prego, professor Favaretto. Si è spiegata bene, si è spiegata benissimo. Ha, come dire, descritto quelli che sono e che vengono chiamati un po' difese, no? da quelli che sono eventi sciagurati, drammatici, insomma, medici, operatori sanitari, di solito hanno a che fare con malattie, morte, situazioni catastrofiche. Però questo non toglie, è vero, no, che ci può essere una chiusura e arrivare perfino a una specie di cinismo, no, in certe situazioni, ma non è più qualcosa di funzionale, è, permettetemi il termine, una malattia professionale. No? Chi va in miniera a scavare con minerali pericolosi, c'è quella malattia professionale, potremmo definire da un punto di vista psicologico una malattia professionale fatto di chiudersi nel cinismo, nel distacco, nel non riuscire a più vedere le persone. Quindi anche gli operatori vanno curati da questo punto di vista e sostenuti. È una cosa che parte fin dalla formazione, quando si studia per diventare medici, insomma, e bisognerebbe aumentare di più le competenze relazionali delle persone che lavorano in sanità. E poi bisogna averne cura di queste competenze relazionali, perché è vero che poi le persone sono esposte, pensiamo a quello che è successo per esempio durante la pandemia, no? È vero che poi sono esposte a pericoli, a problemi. Io durante quell'epoca ho visto molte persone che lavoravano in ambito sanitario che sono venute a chiedere aiuto perché poi l'angoscia di tornare a casa, l'angoscia di contagiare i figli, insomma situazioni di esposizione importanti. Quindi certamente c'è questo fatto, ma certamente la relazione di cura non può avvenire se non c'è la capacità di non mettere una barriera invalicabile, ma di riuscire ad avere nella correttezza di una distanza, perché è chiaro, non è che si è genitori, figli o amici, si tratta di stare nella posizione giusta che comprende anche la capacità di sapere che c'è una persona. Mi è venuto in mente una persona che vidi tanti anni fa, che veniva appunto per chiedere aiuto e che entrando nell'ambulatorio mi disse, sorridendo, dice, quando era una persona insomma, che aveva una sua formazione, un suo ruolo sociale importante, mi disse, quando si entra da un medico è come se si spogliasse e non sia più nessuno. Ecco, questo non deve accadere. Bisogna portarsi dietro la propria vita, la propria storia, e nella relazione di cura è importante che questa storia in qualche maniera ci sia e che la persona sia riconosciuta. Però, professor Favaretto, dobbiamo pensare che i medici in generale sono persone, ognuno col proprio pensiero, col proprio cervello, con la propria mente. Sì, sono medici, però è una questione di sensibilità. Io mi ricordo quando ho avuto ospite quel campione paralimpico che ha fatto proprio questo appello. Ha detto, io quel giorno mi ricordo benissimo, era un ragazzo bellissimo, che faceva tantissimo sport, andava in bicicletta, di tutto e di più. All'improvviso ho capito che c'era qualcosa che non andava nel mio corpo ed erano le mie gambe. Nel momento che sono venuto a conoscenza di questo,
è stato brutale, perché non hanno saputo dirmelo nella maniera giusta. E lui ha fatto proprio questo appello, era seduto là dove era seduto lei. Quando capite che dovete dire a questa persona che c'è qualcosa di molto grave, che non sarà più come prima, abbiate, ma veramente mi ricordo tantissimo queste parole, abbiate la sensibilità di capire che in quel momento noi stiamo morendo psicologicamente. Abbiate questa sensibilità, perché io non l'ho avuta ed è stato un trauma terribile. Allora qua è questione di sensibilità, però, perché tu puoi essere un bravissimo medico, un bravissimo chirurgo, un bravissimo psicologo, psichiatra, però poi è la sensibilità della persona che tu senti. Ma l'ha spiegato molto bene Ornella, questa donna che ha detto, l'ha presa per mano, che ha capito che era anche una forma di essere proprio vicini a questa persona psicologicamente, non abbatterti, dai che proviamo. Ma non tutti fanno questo, allora io devo essere fortunata o devo avere quello che mi aspetta di diritto nel momento che sono su questo letto di ospedale e che questo medico mi dice questa cosa terribile per me. Beh, è indiscusso che ci sono persone diverse, chi ha più sensibilità, chi ha meno, però secondo me la competenza a stare in una relazione di cura è anche una delle competenze che chi lavora in ambito sanitario dovrebbe acquisire e di cui bisogna avere cura. Sì, ma lei ha usato un congiuntivo giusto, dovrebbe? Dovrebbe, voglio dire, ci sono anche, sicuramente dovrebbe, e da questo punto di vista sono d'accordo anch'io, è insufficiente in questo momento, assolutamente insufficiente. C'è anche chi in qualche maniera cerca di promuovere la formazione in questo senso, penso ai comitati di bioetica, penso a tutti quelli che un po' si danno da fare per promuovere questa cosa qua, però sono d'accordo. Quello che deve passare è che non è una questione, come dire, di dote naturale, di essere o non essere, ma che come uno deve sapere qual è il farmaco giusto, come uno deve sapere qual è la diagnosi corretta, come uno deve sapere fare un intervento chirurgico, deve anche saper parlare con la persona. E questo, ripeto, fin dalla formazione del medico, e probabilmente sono insufficienti gli strumenti che oggi vengono dati all'interno. Io in università tengo il corso di psichiatria, mi rendo conto quanto gli studenti, come dire, siano ancora, sappiano poco declinare le problematiche che riguardano il rapporto con le persone. E forse bisogna dare di più da questo punto di vista, dare di più anche agli operatori, ripeto, perché è vero, poi gli stessi operatori certe volte soffrono. Una cosa spesso cambia a chi lavora in sanità, i medici, eccetera, è il fatto di avere loro delle esperienze. Quando loro stanno male, si rendono conto, ho sentito tante persone che si sono trovate dall'altra parte, che hanno fatto esperienza dall'altra parte. Questa è una cosa che dicevo prima, importante, insomma, quello che ha detto la signora. Fare un'esperienza poi comunque ti fa capire molte più cose, anche di ciò che manca al tuo lavoro quando fai l'esperienza diretta. Però è vero, questa è una parte su cui bisogna investire molto di più di quanto sta facendo adesso. Però anche questo ragazzo, Ornella, è stato fortunato come te, perché grazie alla fisioterapia a questa persona veramente molto competente, molto brava, ti ha fatto capire che forse non aveva le gambe, ma poteva usare le braccia. Tanto è vero che è diventato campione olimpionico di arco. Ha detto: io mai e poi mai mi sarei immaginato una cosa del genere. È come la tua storia, un percorso di una persona che, vabbè, hai perso le gambe e lavoreremo con le braccia. Qual è il problema? Ecco, e lui è rinato. Prego, Ornella. Sì, e su questo io, adesso che ho sentito che il professor Favaletto insegna all'università, io ho un sogno, e siccome sognare non costa niente, io spero che un giorno nelle università dove si formano i futuri medici ci sia il paziente formatore. Cos'è il paziente formatore? Che non fa le diagnosi, però chi ha provato nella sua persona un certo tipo di patologia, credo che sia la persona più indicata, dopo una dovuta formazione,
a spiegare ai medici come ci si sente dall'altra parte. Cioè io ero arrivata con la mia patologia che le persone non volevano avvicinarsi perché non sapendo che tipo di malattia avevo, vedendomi fasciata, le mani, le braccia e anche il viso abbastanza, avevano paura di essere infettate. Quindi io avevo capito che era giunto il momento di andarmene. Per questo, no, ecco perché io sottolineo la parola accolta. Cioè io nel centro dove per caso la fortuna ha voluto che andassi, io mi sono sentita accolta di persone che hanno detto, beh, vediamo perché. No? E dal vediamo perché è nato il percorso prima della ricerca della patologia, della diagnosi definitiva, però posso dire, lì c'erano persone che si erano accorte di me, non c'erano persone che anche quando andavo con le visite a pagamento in libera professione dicevano ci spiace, non torni più. Ecco, è terribile sentirsi dire che non c'è più niente da fare, magari non era colpa loro, ma aver trovato delle persone che hanno detto, beh, proviamoci, andiamo avanti, è stato rinascere. E poi il gruppo multidisciplinare che adesso c'è in quasi tutti gli ospedali che si prende cura del paziente, perché avendo dentro un psicologo che dica beh ma perché non ci proviamo, io che ero così determinata ad andarmene, beh vedete la fortuna di esserci ancora qui adesso stamattina che mi trovo con gioia a parlare con voi è anche dovuta a loro, a questi angeli che dedicano la vita alla loro professione. Sì, quelli sono gli angeli veri. Allora un altro angelo che io vorrei ricordare con te, che non c'è più purtroppo invece, è Stefano Geller, che ha fatto questa battaglia incredibile per vincere questa guerra che ancora non è stata vinta, perché continuerà la sorella, che purtroppo ha la stessa patologia di Stefano, l'abbiamo sentita. Ecco, come hai vissuto queste fasi sulla battaglia del fine vita, ecco, dalla regione a queste associazioni, però veramente far capire la Chiesa. Ecco, cosa vuoi dire Ornella? Come l'hai vissuta tu e la stai vivendo? Certo, a Stefano ci accomunava una scelta comune, io l'ho fatta appunto nel 2015 questa scelta, lui l'ha fatta qualche anno fa, ci siamo conosciuti, siamo diventati amici stretti, io dormo poco la notte quindi ci scrivevamo spesso fino agli ultimi mesi che lui faceva fatica anche a rispondere. Stefano è stato un grande perché ha messo insieme tante persone di fede politica diversa, di movimenti diversi, abbiamo costruito una rete per stargli vicino e sì, la delusione che almeno in Veneto non sia passata la normativa è stata grande, però andiamo avanti noi dell'associazione Luca Coscioni perché è triste anche sapere che grazie alla nostra regione siamo arrivati lì e mancava un punto per arrivarci, ma è ancora più triste sapere che altre regioni non se ne stanno occupando di questo, perché come no? Se questa cosa del fine vita o della morte, che tutti sappiamo che prima o dopo arriva, toccasse agli altri, invece prima o dopo tocca a tutti, e allontanare il problema, accantonarlo per dire beh ci penserò, io voglio augurarmi che queste persone siano così fortunate di non aver mai avuto in famiglia o tra i loro conoscenti delle persone davvero che soffrono. Ci sono patologie che non è importante, è grave anche rompersi una gamba o un braccio, voglio dire, però ci sono patologie che ti tolgono la dignità di vivere. Io l'ho provata nella mia pelle questo. Ornella, ti interrompo un secondo perché purtroppo funziona così, ma se no mi cade la linea. Abbiamo Innocente da Feltre. Vai Innocente. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Io volevo, se era possibile, parlare col dottore o con la signora. Prego. Se mi può indicare qualche posto, perché anch'io sono disabile, con le piaghe che nessuno riesce a guarirmi. Sono 5 anni, sono ridotto in carrozzina, quindi non so se qualcuno mi può dare un consiglio dove andare.
Allora facciamo così, Innocente, lascia il tuo numero di telefono per cortesia, bene, chiaro, mi raccomando, perché molte volte siete talmente emozionati che date dei numeri sbagliati, allora lascia il tuo numero che poi eventualmente col professor Favaretto glielo giro se possiamo aiutare Innocente a capire se si può, perché non abbiamo la bacchetta magica di sicuro e non voglio neanche che passi questo messaggio, ma se possiamo aiutare Innocente più che volentieri, tanto è vero che anche il direttore generale dell'US2 Francesco Benazzi, che è stato riconfermato per altri 2 anni, ha detto se c'è qualche problema chiamatemi perché io devo rispondere, perché è giusto così. Perciò Innocente, un abbraccio e lascia pure il tuo numero di telefono che sicuramente ti chiameremo. Lo vedete? No, lo dai direttamente in regia, vai tranquillo. Grazie, grazie Innocente. Tante, grazie dottoressa, buongiorno. Grazie, un abbraccio caro Innocente. Prego Ornella, senti le telefonate, come vedi. Certo, questa cosa, no, che una regione se ne occupa, l'altra no. Allora, certo io sono serena e ho anche i soldi nel conto dove quando sarà ora deciderò insieme con la mia famiglia, io ho già predisposto. Però non tutte le persone hanno questa capacità economica, se vogliamo dire, e anche la freddezza o la fermezza mentale di decidere. E io credo che, ad esempio, la conoscenza della possibilità che c'è adesso di predisporre come un domani tu vorresti andartene dovrebbe far parte del quotidiano, cioè l'informativa dovrebbe essere già nei centri medici, negli ambulatori, nei centri anziani, perché è inutile che facciamo finta di non sapere che quel momento arriverà, arriva sempre. Ed è un percorso forse culturale che dobbiamo fare, no? Mentre una volta si viveva nelle corti, io sono nata in campagna dove quando moriva il nonno, magari noi bambini eravamo lì tutti attorno ed era una cosa normale. Adesso si tende sempre nella frenesia della vita ad allontanare il tema della morte, no? Che però ci tocca insomma. Quindi parlarne in maniera serena, non per un fatto religioso, perché è un tema che tutti dovremmo affrontare prima o dopo, e dare la conoscenza alle persone di poter predisporre cosa vorranno per la loro fine vita è un fatto di democrazia, è un fatto d'amore, di conoscenza, è un fatto d'amore verso chi soffre. Ecco, Senti Ornella, siccome devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno, anche se farei un'altra ora con voi, volevo chiederti questo nemico che hai nel tuo corpo, lo stai combattendo in una maniera che tu sai, ecco, come hai spiegato cosa comporta, non è guaribile, lo stai combattendo, com'è? Ma io non ho un nemico, ho un compagno di vita, si chiama cancro neuroendocrino. Allora, ci sono dei giorni, io faccio un chemioterapico ogni 28 giorni, è un punturone che mi fa stare vicino al bagno qualche giorno, quindi quelli sono i momenti in cui stiamo di più insieme, ci parliamo e ci facciamo tutte le promesse che devo rispettare le regole dell'alimentazione, che devo fare una serie di cose, insomma, che la mia malattia mi impone di fare. Lui è il mio compagno di vita, abbiamo avuto 2 anni burrascosi in cui non ci conoscevamo, però abbiamo avuto la fortuna di trovare un centro che ci ha fatto conoscere, ci ha fatto imparare a vivere insieme. È un compagno di vita che la mia famiglia, in maniera diversa, tutti hanno affrontato, e quindi io mi sono sentita serena quando ho sentito, era peggio quando non ero niente, quando mi hanno detto che ho un cancro seppur raro, io mi sono sentita parte della mia famiglia, e il mio compagno ogni mattina, quando io dico anche oggi sono qui, possiamo alzarci da soli, fare colazione, andare. Io sono stata 1 anno e mezzo senza poter toccare l'acqua. Voi avete idea cosa vuol dire? Non riuscire a toccare l'acqua perché le piaghe si aprivano e non si suturavano più. Toccare l'acqua, una cosa per noi banalissima, è una sensazione meravigliosa.
Io quella mattina, dopo 2 anni quasi, che non toccavo l'acqua e non bruciava più la pelle, io ho pianto per un giorno intero, perché dicevo, io sono ancora qui e sono guarita. La vita è una cosa meravigliosa, ragazzi, non sappiamo apprezzarla. E il mio compagno è qui che se ne sta buono, dei giorni sì, dei giorni no, però adesso rientrare in ospedale neanche 2 volte all'anno, cioè o qualcosa di più, è una grande fortuna. Io ci ho fatto 2 anni quasi dentro l'ospedale, adesso faccio una vita, faccio la vita, Sai che più ti ascoltiamo più ti vogliamo bene, vero professor Favaretto? Ma veramente, anche perché lunedì ti disturberò con una telefonata, perché avrò ospite una mamma di una bambina meravigliosa che è Giada, la nostra Giada, che ha una malattia rara, purtroppo. Ornella ha il nevomelanocitico gigante, ha già subito più di 30 operazioni. Questa bambina che va in sala operatoria e dice al chirurgo: guarda, non sbagliare braccio, perché io devo dipingere con questo. Perciò capite, ecco, questa mamma, questi genitori, sentendo la tua voce, mi piacerebbe molto che tu li conoscessi, per dare questa forza a questi genitori che sperano continuamente con questi interventi di riuscire a combattere questo nemico terribile che ha questa bambina che lei sta combattendo. Ha una gioia di vivere, Ornella, che tu non hai idea. Lei salta, corre, è una cosa veramente, e mi farebbe piacere un tuo saluto se riesci lunedì telefonicamente. Ecco. Tornando a Stefano Geller, il mio eroe, lui era il mio eroe, perché io quando ero giù avevo bisogno di andare a trovarlo, perché mi sentivo molto fortunata quando andavo da Stefano. Io credo che, come ha detto lui più volte, il fatto di aver scelto, di aver già predisposto quello che vorremmo fosse di noi, ci dà una carica e una serenità e una voglia di dire: io oggi ci sono, però, quindi devo godermela questa giornata, perché qualsiasi cosa accada, cioè io sono ancora qui, magari ci sono i giorni bui, tristi, in cui vorresti davvero andartene, però domani magari torna il sole e domani io potrò andare, potrò fare. Ecco, Stefano non aveva questa opportunità, non poteva dire io domani vado, aveva bisogno degli altri. Ecco, il fatto che noi possiamo gestire la nostra vita, io appunto ogni mattina me lo dico, mi alzo e faccio colazione da sola. È una fortuna immensa che abbiamo. E tocco l'acqua. E tocco l'acqua. Sì, grazie Ornella Vezzaro, veramente grazie, collegata con noi da Vicenza. Grazie, ci sentiremo per lunedì. Ancora grazie da parte anche di questi genitori, di questa bimba meravigliosa. Professor Favaretto, come ci saluta e come vuole salutare la nostra Ornella Vezzaro? Beh, intanto la saluto dicendogli che l'idea delle persone che hanno subito un'esperienza, che hanno avuto un'esperienza, che la raccontino agli altri, è un'ottima idea. Peraltro esistono già delle figure, in psichiatria si utilizza, di utenti esperti, cioè persone che hanno in qualche maniera avuto un percorso, subito momenti di trattamento, che possono testimoniare agli operatori e anche agli altre persone nella forma dell'automutuo aiuto come affrontare al meglio le difficoltà. Questa figura all'interno dell'università che diceva Ornella è importante? Questo è sicuramente un'ottima idea, cioè di portare persone che hanno avuto esperienza a testimoniare. Ci pensiamo, ripeto, è una cosa che si fa già nei contesti di cura, potrebbe essere anche utile farla nei contesti formativi. All'Università di Modena si sta già facendo. Sì. Ma lato formatore, come avevi detto che si chiama questa figura? Il paziente formatore. Paziente formatore, mi interessa molto questa cosa. Questo secondo me segue un po' un principio, che è il principio di protagonismo della persona, no? All'interno del suo percorso di cura, e di una cosa che la signora diceva, sulla quale non c'è molto da aggiungere, in effetti, se non da condividere quello che dice, che è il diritto della persona. Lei l'ha detto molto bene, quanta forza dà a una persona il fatto di poter esercitare il proprio diritto di scelta, di sapere di non dipendere da cosa succederà o da qualcuno che ha deciso per lei, per la persona, ma dire
io so che sono protagonista della mia battaglia, questo dà forza per qualsiasi tipo di battaglia, insomma, quindi ripeto, non molto da aggiungere se non sottolineare l'importanza delle cose che diceva alla fine. Grazie ancora a Ornella Vezzaro, grazie anche al professor Gerardo Favaretto, psichiatra che è stato con noi, ecco, per capire l'importanza anche dell'ascolto delle persone e anche dare qualche consiglio come l'ha dato la nostra Ornella Vezzaro. Grazie, grazie, pubblicità. Vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il colonnello Carmelo Racuia, direttore dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato Provinciale di Treviso. Eccolo qua, il colonnello Racuia, che ci racconterà la passione per questa storia di Treviso nel Risorgimento. Saluto anche Danilo De Toni, sindaco di Alleghe. Buongiorno sindaco, grazie anche a lei di essere qua. Un'altra passione della politica, della montagna, di questi posti meravigliosi che abbiamo con tanti problemi, specialmente in questi giorni. Sta nevicando, sindaco? No, oggi c'è una bella giornata, fortunatamente. Qua piove, qua diluvia da stamattina, sindaco, per questo le ho fatto questa domanda, qua sta diluviando. Allora, partirei proprio da lei, sindaco De Toni. Allora, si sente molto parlare di montagna abbandonata, di persone sempre che se ne vanno, ecco, però si pensa anche a un turismo molto d'élite, un turismo che non si accontenta più dei 1000 metri, ma vuole arrivare ai 3.000-4.000 metri. Abbiamo visto anche queste stanze panoramiche. Cosa sta succedendo? Com'è la situazione, sindaco? Allora, lei ha toccato il problema cruciale delle nostre valli, lo spopolamento. Se ne parla tanto, però una soluzione non è facile trovarla. C'è il calo demografico dato dalla riduzione delle nascite, poi nelle nostre valli abbiamo il problema dei giovani che magari studiano, frequentano l'università, magari in facoltà che non trovano poi una collocazione in queste zone. Noi abbiamo una vocazione che è prettamente turistica, ma se poi i giovani non sono interessati a intraprendere questa attività può continuare solo se arriva qualcuno dall'esterno. Cosa che sta succedendo anche ad Alleghe, dove ci sono degli interessi stranieri che stanno comprando degli alberghi. Quindi questo è il problema che riguarda, diciamo, l'aspetto demografico. Per quanto riguarda il turismo, io ho seguito anche come consigliere delegato al turismo della provincia diciamo, l'evoluzione del turismo nelle zone montane. Io asserisco sempre che la nostra zona, le nostre zone, come tutte le zone, dovrebbero mantenere la loro autenticità. Non dobbiamo andare a copiare nessuno, dobbiamo offrire quello che noi abbiamo. Quindi vuol dire che noi dobbiamo far conoscere agli ospiti le peculiarità, dobbiamo coinvolgerli su quello che è la storia e l'offerta del territorio, senza inventarsi niente. Questo è il turismo che dobbiamo fare noi. Se dopo, come ha accennato lei, a queste casette in quota possono essere un'offerta, ma deve essere molto limitata, come mi pare è stato previsto anche nella legge, è un'offerta aggiuntiva che si dà a chi ha degli esercizi in quota, ma non deve essere impattante, non deve stravolgere quello che è l'essenza della montagna. Questa è la mia idea. Io le ho viste, mi sembra che siano impattanti, sarà perché io la montagna la vedo, come ha detto lei, con queste caratteristiche che abbiamo visto fin dai tempi quando veramente ci siamo accorti di questa meraviglia che avevamo nel nostro territorio, e lo trovo sconvolgente che ancora qualcuno insista a portare un turismo che non si riesce neppure a gestire quello che abbiamo, anche i nostri che arrivano in montagna con veramente senza nemmeno rendersi conto di cosa stanno facendo, creando dei problemi ai sindaci. Questo lo dicono i sindaci che vengono qui, ecco, il fai da te, ecco,
è una cosa incredibile. Pensate, se apriamo veramente le porte a tutto e andiamo sempre più su, poi ci lamenteremo che l'aquila ci porta via il panino dal tavolo che abbiamo in terrazza, è colpa dell'aquila, e così uccideremo anche le aquile fra poco. Però questo è il mio punto di vista, però penso di essere dalla parte del giusto, e vedrete che il tempo darà ragione anche a questi comitati. Prego? Su queste camere panoramiche, che poi ho visto dalla legge si limitano a 2, è facoltà di ciascun sindaco poi di autorizzarle o meno. Quindi sta nella coscienza e nell'idea del sindaco dire sì, le facciamo o meno. Ecco, ha fatto bene a spiegarlo, però io sono convinta che c'è anche un mondo di ambientalisti, e sono anche persone molto competenti, cerchiamo di stare anche attenti quando parliamo, e magari persone non competenti, ecco, che stanno cercando di salvaguardare anche questo ambiente che abbiamo, perché ne abbiamo uno solo, non è che possiamo averne altri. Allora, colonnello Racuia, lei che invece ha visto una storia bellissima, ha studiato la storia del Risorgimento, è diventata una passione per questa meraviglia, proprio risorgere, il Risorgimento, cosa ci dice? Ecco, dove stiamo andando a parare? Eppure la storia ha insegnato. Facciamo un po' Torniamo indietro. Torniamo indietro. Ecco, l'Istituto della Storia del Risorgimento Italiano è nato nel 1935 e adesso è suddiviso in tanti, guardi là, colonnello, è suddiviso bravissimo, in tanti comitati, come quello di Treviso, che da Treviso è da più di 30 anni, ma nessuno conosce questa realtà. Il nostro compito qual è? È quello di informare la gente sulla storia del Risorgimento, ma in particolare noi andiamo sugli studenti. Gli studenti sono un elemento prezioso, loro devono capire, perché oggi cosa si studia nella storia? Poca roba. Il Risorgimento, nelle libri di storia sono 2 o 3 paginette, altre robe sono 2 o 3 paginette, non si sanno niente. E allora noi abbiamo, come si dice, portato avanti una nostra idea, cioè dire di informare gli studenti e anche i professori, perché noi siamo ente di formazione e come tale possiamo dare lezioni di storia sia agli insegnanti sia agli studenti, e rilasciamo anche crediti formativi, perciò questa è una cosa molto importante, perché vuole importante. In questo periodo che cosa abbiamo fatto negli anni? Ecco, siccome ci occupiamo anche della storia locale, infatti il nostro istituto, della storia del Risorgimento italiano, ci occupiamo della storia del Risorgimento trevigiano. Non ultimo, qualche anno fa, abbiamo pubblicato un libro, Treviso, posso farlo vedere? Sì, certo. Treviso 800, scritti di Giovanni Netto, uno studioso del Risorgimento. Uno storico. Uno storico. E questo libro è stato distribuito a tutte le scuole trevigiane superiori. È stato patrocinato dal Comune di Treviso e ha avuto un grande successo. Abbiamo fatto una prima conferenza, prima del Covid, abbiamo fatto una, chiamiamola così, conferenza presso l'auditorium della provincia. Abbiamo invitato tutte le scuole trevigiane e c'erano circa 400 studenti. Pensate. L'auditorium era pieno. Ha parlato il professore Brunetta, che è stato uno degli storici trevigiani, e le devo dire una cosa, che alla fine della conferenza gli studenti hanno fatto tantissime domande. Non ci si aspettava. Li avete intrigati? Li abbiamo intrigati, li abbiamo spronati e hanno fatto tantissime domande. Una trasmissione che doveva finire, cioè una conferenza che doveva finire in poco tempo, invece è durata più con le domande e le risposte date agli studenti che la conferenza in proprio. È stata una grande soddisfazione. Perciò questo è un libro che è stato distribuito oltre alle scuole in tutte le biblioteche trevigiane. E per esempio nessuno sa che cosa è successo nel 1861 quando i Veneti non votarono, quando c'è stato il plebiscito. I Veneti non votarono quando c'è stata l'elezione del Parlamento austriaco. I Veneti non hanno votato. I Veneti non hanno votato. Nessuno sa questa storia di qua. Se uno vuole può trovarlo nella biblioteca. Poi noi facciamo sempre delle conferenze, generalmente circa una ogni mese, sempre sul Risorgimento e anche ai temi di storia. E queste conferenze vengono pubblicate periodicamente, e noi chiamiamo i quaderni del Risorgimento, vengono pubblicati qua, e anche questi diciamo, libri sono distribuiti alle biblioteche e anche nelle scuole.
No, ma quello che è importante, che lei ha detto, colonnello Racuia, è che i giovani sono interessati, Sì. perché sembra che a questi giovani non interessa la storia. Io invece ho avuto anche ieri dei studenti, e anche la scorsa settimana, invece che loro sono intrigati, vorrebbero conoscere sia la storia che è stata vissuta nel passato, ma anche quella più recente. Fateci conoscere. Allora, Sindaco, adesso invece, visto che abbiamo visto il Risorgimento, andiamo a vedere questa meraviglia, andiamo a vedere questo video e andiamo proprio ad Alleghe e poi lo commenteremo assieme al Sindaco De Toni. Intanto grazie Sindaco per questo video bellissimo. Sa cosa ha detto il colonnello Racuia intanto che guardava questo video? Stiamo distruggendo tutto, eppure gli esperti che io ho ospiti, ho delle eccellenze, Sindaco De Toni, dicono che queste colate di cemento non vanno bene, questo arrivare sempre più in alto in una certa maniera non va bene, la montagna deve rimanere montagna, come ha detto lei, con le sue peculiarità. Ecco, cosa vuole dire, Sindaco? Com'è la situazione attuale, come la vede? Allora, dirò una cosa, che mi sono guardato questo video e nonostante io questi scenari, queste immagini le veda tutti i giorni, sono riuscito a emozionarmi ancora. E questo è il significato di questa bellezza che abbiamo e che non dobbiamo deturpare. Allora, se noi vogliamo far vivere il turismo, sicuramente dobbiamo creare dei posti letto, perché se vogliamo far arrivare dei turisti dobbiamo avere le camere, dobbiamo avere i ristoranti. Però alla base di tutto c'è il mantenimento dell'autenticità. Non dobbiamo stravolgere queste bellissime valli che abbiamo. Guardate le immagini, guardate intanto che il Sindaco parla, il nostro bravo regista Italo Morao sta mandando queste immagini splendide. Io non vedo colate di cemento qua, Sindaco, neanche piste da bob non vedo, neanche stanze panoramiche non vedo. Vedo le nostre montagne meravigliose come sono nate. Prego, Sindaco. Sì, come le ripetevo, dobbiamo sicuramente creare un'ospitalità per chi viene da fuori. Io sto vedendo che, diciamo, con la promozione che viene fatta per il nostro territorio, ma per tutto il bellunese, stanno arrivando nell'ultimo anno turisti dall'oltreoceano, sia dall'Australia sia dall'America, ma vengono perché vogliono vedere l'autenticità di queste meravigliose valli, queste meravigliose montagne. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio, non dobbiamo stravolgerle, perché nel momento in cui saranno stravolte i turisti non vengono più. Io ho visto una mail che è arrivata da dei turisti statunitensi che hanno scritto: noi in un certo posto non ci andiamo più, non dico dove, perché sono località create apposta per i turisti. Noi vogliamo venire dove c'è ancora l'autenticità del territorio. Questo è il nostro patrimonio. Allora, colonnello Racuia, come vuole commentare? Anche lei era un po' depresso sentendo quello che vogliono fare. Ecco, la politica in particolare, perché non è che la vogliamo fare noi, qualche politico ha deciso che bisogna andare da un'altra parte, naturalmente ha le lobby a favore, le lobby sono molto potenti e perciò noi cosa facciamo, colonnello? Io da ragazzo ho vissuto in montagna, diciamo, perché il mio paese di nascita, Belpasso, provincia di Catania, si trova sui 800 metri sul livello del mare, alle falde dell'Etna. Esatto. Io, il sabato e la domenica, ero sempre in montagna. Bellissimi, sì, il paesaggio non è quello lì di Alleghe, però lì anche l'Etna ha il suo fascino. E io ero appassionato della montagna.
tant'è vero che prima di partire per il servizio militare avevo preso il brevetto di guida dell'Etna, perciò io accompagnavo anche turisti e scolaresche a visitare il parco dell'Etna. Questa per me era una soddisfazione. Oggi, qualche anno fa, sono stato sull'Etna, sinceramente ci sono rimasto male, è tutto cambiato, non è come era prima. Anche lì cemento, cemento, cemento. Per fortuna che con la costituzione del Parco dell'Etna sembra che la questione si sia bloccata. Ecco perché io amo la montagna. Io amo la montagna. Senta, colonnello Racuia, noi al nord abbiamo il problema della pista da bob, che naturalmente la faranno perché pochi hanno deciso così, anche se molti hanno detto di no, soprattutto gli addetti ai lavori, ma voi avete il ponte di Messina. Ecco, sì. fra poco si parlerà del... Ecco, lei da buon siciliano verace, da colonnello, cosa vuole dire? Sul ponte di Messina? Certo. È una domanda veramente difficile. Allora, il ponte potrebbe essere una soluzione per evitare lunghe code, specialmente nel periodo estivo, quando si va giù in Sicilia. A me mi è capitato di stare 3-4 ore fermo a Villa San Giovanni in attesa di imbarcarmi. Però prima di fare il ponte bisogna costruire la Sicilia, come le infrastrutture. Mancano strade, mancano le ferrovie. È tutto, diciamo così, un po' abbandonato. Cioè, è inutile che io ci metto 10 minuti per attraversare lo stretto, il ponte di Messina, per arrivare a Messina ci metto 10 minuti e poi ci metto 3 ore per andare fino a Catania. È assurdo. Cioè, prima bisogna fare le opere per sistemare tutto, poi dopo il ponte di Messina. Io spero che, come diceva anche qualcuno, che inizieranno queste opere di sistemazione delle strade, delle ferrovie, allora può darsi che il ponte abbia una sua... Ecco, sentite che non è che si dice di no, ma si dice adesso è il momento, ci sono altre priorità. Non è il ponte la priorità, sono altre le priorità. Sì. E così vale, penso, anche per Belluno, per questa pista da bob, per queste centinaia di milioni spesi per uno sport che è praticato da pochi. Ecco, là andava fatto lo sci, bisognava programmare prima. Ecco, che idea si è fatto lei, sindaco De Toni? Ma io ho questa idea. Allora, quando ci siamo candidati per ospitare le Olimpiadi, naturalmente è stata fatta una valutazione degli impianti che dovevano essere realizzati. La pista di bob rientrava in questo programma e quindi io non vado a sindacare poi se è stato giusto averla inserita o non averla inserita. Naturalmente costa dei sacrifici a livello ambientale, naturalmente sono delle decisioni superiori prese a livello internazionale, quindi io non entro nel merito. Va bene, però come sindaco e come uomo, visto che siamo partiti bene, cosa ne pensa? Lasciamo stare il sindaco, pensiamo come al signor Danilo De Toni che vive in montagna. Allora, il discorso è questo, il bob come lo skeleton, lo slittino sono una disciplina olimpica. Ospitiamo le Olimpiadi dove c'è bob, skeleton e quindi la pista deve esserci. Se no bisognava dire prima no, non si ospita questa specialità, la si va a fare da un'altra parte. Lo so, stiamo vedendo immagini del lavoro, logico che sono impattanti a vederle così, io mi auguro che dopo venga riqualificata tutta l'area. Allora, io ho avuto ospite... Allora, sindaco De Toni, io ho avuto ospite una delle maggiori urbaniste a livello europeo, la professoressa Mazzoleni, la quale ha spiegato molto bene perché no alla pista da bob. Non è che si dice no alla pista da bob. La professoressa Mazzoleni ha detto la pista da bob a Cortina, su quel posto là, non può essere fatta perché è pericolosa, perché là c'è una fragilità che non troviamo ad esempio in Piemonte. Non è che il Piemonte sia uguale al Veneto, là abbiamo delle criticità diverse. Qui a Cortina è pericolosissima. Ma non è che l'ha detta l'ultima della classe, ma altri amanti della montagna, altri veramente esperti hanno detto questo, ma non sono minimamente stati ascoltati. I no da persone competenti, da persone esperte che hanno studiato, non sono stati minimamente
capiti. Allora, perché? Perché, come diceva la professoressa e non solo altri luminari che ho avuto, non c'è stata la programmazione. Questo è mancato. Non è che noi ha detto anche, non mi ricordo che eccellenza che ho avuto, ma proprio un'eccellenza in materia, ha detto non è che io sia contrario, è perché bisognava programmare diverso, cosa si può fare, cosa non si può fare, dove devo puntare e dove non devo puntare. Colonnello, ecco lei, colonnello dell'esercito, con veramente avete le idee sempre molto chiare. Cosa dice? Come ha detto lei, io non sono contrario al ponte di Messina, adesso sono contrario al momento perché ci vogliono altre cose prima e sono le infrastrutture. Esatto. Prego, colonnello. Io per esempio adesso, per quanto riguarda la pista di bob, non mi esprimo più di tanto. Io mi riferisco sempre al famoso ponte di Messina. Quella è una zona molto sismica, molto sismica. Anche adesso ci sono delle attività sismiche. Io spero che abbiano fatto una programmazione per capire e per evitare che in futuro ci siano dei disastri, perché sai, una zona sismica, che noi ci ricordiamo del terremoto di Messina che ha distrutto tutta la zona, se lì verrà un altro terremoto di quel genere, il ponte, cosa succederà? Sì, ecco, però, ma senta, colonnello, e lo dico anche al sindaco De Toni, ma tocchiamo ferro per carità, ma se dovesse succedere qualcosa, allora noi ci ritroveremo col politico che passa, perché naturalmente il politico passerà, e chi è che rimane col cerino in mano a pagare tutti i danni se verranno fatti? Noi? Sempre noi, sindaco. Certo. Chi è che può programmare che non succederà niente, visto quello che sta succedendo anche in questi giorni, le frane, la montagna che respira, che cammina, che cede perché è fragilissima? Noi pagheremo, perché poi qua in Italia, nonostante le commissioni, non paga mai nessuno, non si sa mai la verità come va a finire. Passa il politico, passa quel tipo di politica e noi alla fine è il muratore che paga. E chi paga? Il muratore, io pago, il muratore. Bravo colonnello, Giulia da Venezia. Vai Giulia. Mirella, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti e gli ospiti cari che hai là. Mi senti, Mirella? Sì, benissimo. Sì, e allora innanzitutto volevo salutarti, Mirella, Grazie. perché a volte provo anche a chiamare, ma sono ancora molto raffreddata, ma non riesco a prendere la linea, Mirella. Vai però tranquilla, allora vai capisco, tranquilla. dico, la prenderanno gli altri, ecco. Niente, Mirella, volevo dire, ma adesso, Mirella, che stanno distruggendo quei larici là centenari, Mirella, ma perché non è intervenuto l'UNESCO per fermarli, Mirella? Perché hai visto che vabbè che non erano tanti, hanno detto certe persone, ma anche uno di quelli faceva per 1000 persone, perché sono andati là a protestare, perché mica tutti possiamo andare a protestare là a Cortina perché non facciano la pista. Per esempio io non ci posso andare, Mirella, altri anziani non ci vanno. Trovo veramente una vera e propria vergogna, Mirella. Guarda, mio figlio ha detto: mamma, quello che stanno facendo lo potevano risparmiare, perché potevano andare ospiti in un'altra pista, perché l'hanno fatta proprio perché, Mirella, là sono andati su montagne di voti, perché là ci sono i ricchi. Chi si può permettere di andare là? E allora, Mirella, mio figlio ha detto: è una vera e propria vergogna, e speriamo veramente che alla prossima presidente che verrà eletto qua in Veneto sia proprio una donna e che sia anche di sinistra, Mirella. Me lo auguro. Vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata. Grazie Giulia, grazie, un abbraccio Giulia. Infatti abbiamo visto delle figure che prossimamente non ci saranno più, perché ci saranno le votazioni anche per queste figure, perciò ho detto prima il cerino rimarrà a noi, se nel bene e nel male, però pagheremo noi perché sono soldi pubblici. Allora, sindaco De Toni, come commenta? Naturalmente non voglio tirarla in campi minati, perché capisco bene anche la sua posizione, però bisogna anche avere il coraggio di dire attenzione e basta, perché veramente delle volte è un'indecenza quella che vediamo, e soprattutto difendere l'indifendibile. Prego sindaco. Dottoressa Mirella, allora io mi rifaccio un po' il discorso ideologico e di rischi che ha
denunciato prima. Io penso che comunque se è stata intrapresa una progettazione e adesso l'esecuzione di un'opera del genere siano state fatte le opportune valutazioni, perché nessuno ha interesse a creare una struttura in una zona a rischio, sarebbe un'incoscienza. Quindi se sono arrivati anche degli input, delle segnalazioni di questo possibile rischio, è stato valutato e rivalutato. Nessuno penso si azzardi a fare delle opere dove c'è veramente zona di pericolo. Poi naturalmente le valutazioni non stanno a me, sono i politici a alti livelli che avranno deciso insieme ai geologi e ai tecnici. Quindi non penso ci sia un azzardo in questo senso qua. Poi l'abbattimento dei laghi sul tracciato, sappiamo che se il tracciato era su quel percorso lì, oltretutto è stato rimosso una struttura vecchia che comunque doveva essere tolta da lì, che sicuramente non era un bel vedere. Mi auguro che l'opera che venga fatta avrà un giusto inserimento ambientale, rifaranno la piantumazione dei larici. Ricordiamoci che Vaia ha fatto un disastro catastrofico veramente nel 2018, quindi e quindi non è bastato, perché la storia è storia, li hanno abbattuti, poi ne pianteranno altri, ma prima che crescano non è che un albero cresca dalla sera alla mattina. Ecco, Vaia non ha insegnato niente, meglio che ritorniamo al Risorgimento, perché il tempo corre. Allora questo Risorgimento, questi trevigiani anche illustri che lei ha quei libri, prego sì, colonnello. Ne leggo qualcuno qui perché adesso dunque... Ecco, Jacopo Monico, Giulio Trento, Giovanni Battista, Nicolai, i Riccati, i famosi Riccati che abbiamo, il Rizzetto, ci sono tanti. Noi abbiamo fatto questa raccolta che... Facciamo vedere anche questo libro, aspetti che lo prendo, eccolo qua perché merita. Ecco, ne le uno anche al sindaco De Toni, vero colonnello? Questi sono due volumi, sicuramente ne manderemo al sindaco. Lo faremo avere, ecco, tramite magari anche l'ex sindaco, mi sembra che avete voi anche della Guardia di Finanza, che è anche sindaco, veramente, che forse può fare da tramite, va a trovare il suo collega De Toni, ecco, faremo anche questo. Noi come anche istituto non è che ci occupiamo soltanto del Risorgimento, ecco, abbiamo fatto un altro volume. Guardate i libri che ha fatto. Complimenti colonnello, quanti libri, dico, sì, quanta ma ce ne abbiamo tanti, abbiamo una biblioteca di circa 3.000 volumi, non è che... Pensate, bellissimo. Abbiamo fatto anche una raccolta degli avvenimenti più importanti negli ultimi anni. Sentite questo titolo, Racconti di storia, una antologia. Ecco, sindaco, cosa pensa? Ecco, questo amore, questa passione anche per i ragazzi, questa storia nei libri, ecco, quanto importante è per voi anche avere la vostra storia, che si può leggere, la storia di Alleghe, questi posti meravigliosi. Prego, sindaco. Guardi, io sono innamorato della storia, le dirò, e lo dico anche al dottore, che qui nella sala consigliare abbiamo una bandiera dei moti del 1848 che è stata restaurata dalla Regione Veneto, quindi ne sono geloso, come la bandiera della Serenissima del 1600, che anche quella è stata restaurata e conservata qui nella sala consigliare. La storia è un patrimonio che dovremmo avere tutti nella mente e nel cuore, perché sapere quali sono le origini dei nostri territori, quello che c'è stato nel passato. Quindi ogni volta che trovo degli ospiti che vengono, dei turisti, mi piace coinvolgerli e raccontargli quello che c'è stato qui, la storia della Serenissima, il fatto che venivano prodotte le spade per la Serenissima con materiale che veniva recuperato e estratto dalle miniere del Fursino. Mi appassiona ogni volta che ne racconto, quindi ben venga la storia. Allora, sa cosa facciamo? Siccome è talmente bello il video che lei ci ha mandato, io adesso lo faccio rivedere, perché voglio finire questa settimana con questa meraviglia. Visto che qua diluvia, guardate quanta neve è caduta, guardate, veramente un video bellissimo, andiamo a rivederlo. Grazie.
Bellissimo, ci siamo emozionati, vero colonnello Racuia? No, Capisce perché Giulia ha fatto questa richiesta, ma l'UNESCO dov'è? Ma l'UNESCO non può fare niente, l'UNESCO dà la medaglia, ma dopo cosa può fare l'UNESCO, sindaco? L'UNESCO può vigilare veramente su quello che si fa su questi meravigliosi territori e lo fa. Lo fa o lo fa in parte? Fa il possibile. Grande sindaco Risposta diplomatica. Ha fatto sorridere anche il colonnello Racuia. Risposta diplomatica. Molto diplomatica, è un sindaco tosto. Allora, colonnello, io l'aspetto insieme a Mirella qua su ad Alleghe. Ma veramente andremo a trovarlo, vero colonnello Racuia? Sicuramente ha detto il colonnello. Andremo su queste biblioteche che profumano di legno. Non lo sentiamo più nelle segherie, ma almeno nelle biblioteche quando entriamo queste biblioteche di montagna. Come ci saluta, colonnello? Ormai siamo proprio in chiusura. Cioè, in che senso? Come vuole salutare i telespettatori, telespettatrici, il sindaco De Toni? Volevo ringraziare lei. Ci facciamo vedere il libro intanto. Volevo ringraziare il sindaco e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ecco, questo è il nostro libro che noi pubblichiamo circa ogni anno, facciamo una pubblicazione di questo volume dove raccogliamo tutte quante le conferenze che vengono fatte. Parlano di storia, parlano di risorgimento, parlano anche di fatti moderni. Allora vediamo se riusciamo a passare l'ultima telefonata della nostra Giusy. Vai Giusy, veloce! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere ai tuoi ospiti, non è che me ne intenda per niente, ma questa pista di bob dura per l'anno 2026 e poi quando fanno ancora le gare? Perché mi sembra che non ci siano più tante occasioni. Il mantenimento che hanno detto che ci vorrà, non so, non dico quanti soldi perché non mi ricordo, però non so se vale la pena di farla qui, insomma. Zaia dice per il turismo, ma però il turismo viene i 15 giorni, dopo verrà ancora vedendo Cortina tutte queste ville, però mi sembra che siano soldi, insomma, molto, molto sparpagliati così, insomma, questo voglio dire. E poi volevo dire un'altra cosa. No, Giusy, veloce, poi sono in chiusura. Adesso tutta questa neve bellissima, bellissima, ma quando esce un po' il sole volevo chiedere ai tuoi ospiti cosa succederà perché si scioglie e viene l'acqua ancora nei fiumi e dappertutto le frane, tutte queste cose. Grazie Giusy, devo chiudere assolutamente. Giusy, c'è una canzone e poi il punto di domanda. Sindaco, velocissimo, come ci saluta? Quest'acqua arriverà, un'acqua anche benefica? Allora, eravamo in siccità. È sempre caduta in inverno, il disgelo è un fenomeno naturale, ci si augura sempre che il disgelo non capiti in maniera graduale come c'è sempre stato, quindi è un normale ciclo delle stagioni. Bene, allora noi ringraziamo tantissimo il colonnello Carmelo Racuia, direttore Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato Provinciale di Treviso, grazie colonnello, grazie al sindaco Danilo De Toni, sindaco di Alleghe, primo mandato civica, ecco sentiremo e poi vedremo e adesso leggeremo la Costituzione. Ciao, buona domenica. Arrivederci. E finisce anche questa settimana, avete sentito anche questo sabato tanti ospiti, tante riflessioni, ma vale la pena farle, almeno ci lasciano fare quelle al momento, poi ci toglieranno anche quelle fra poco, speriamo di no. Allora io inizierei anche come possa di finire questi biglietti meravigliosi, questi ringraziamenti che hanno scritto queste persone che vengono al Banco Solidale per rispetto proprio di queste persone, perché è giusto, come vi avevo preannunciato, vedrete che finirò a Pasqua a leggerli, in effetti sto finendo a Pasqua a leggerli, però il rispetto ci vuole, perché loro veramente vogliono dimostrare il loro affetto e il loro veramente ringraziamento per quello che viene dato. Allora, leggiamo questa. Tantissimi auguri di buone feste, un grazie di cuore per l'aiuto che ci date. No, siccome qualcuno dice che non è vero che è così al banco, ecco, le manderò ste lettere, almeno si firmasse. Allora, anno senza guerre, senza fame, senza
malattie, pace sul mondo. Un grazie fortemente ai popoli della terra che stanno combattendo e non hanno nessuna colpa. Grazie tanto per quello che fate. Un anno 2024 migliore del 2023. Poveretti. Abbiamo questa. Sono anche bei biglietti. Gentile Mirella, grazie di cuore, la sua comprensione, quello che fa con tanto amore per me e per tutti è un grande aiuto, grazie. Buon Natale a lei e alla sua famiglia, di gioia, salute e serenità. Sono tutti firmati, Facciamo anche questo, è l'ultimo. Buon Natale a tutti voi, grazie per la vostra amorevole dedizione. E un grande grazie fondamentale a tutti i bisognosi per quello che fate, perché siamo proprio i più bisognosi. Grazie, grazie. Ecco, con questo biglietto abbiamo finito gli auguri di Natale. Grazie per tutti i biglietti che ho letto, vi ringrazio di cuore. Io spero che con la mia squadra di volontari di riuscire almeno a farli respirare, a farli sopravvivere, perché sennò sarebbe veramente dura. Io vorrei che provassero che c'è la privacy, lo sapete quanto io la rispetto, a parte qualche volta che qualcuno vuole farsi intervistare e non lo tiriamo per la giacca per far capire l'importanza dei banchi solidali, di tutti i banchi solidali, non del mio, dei volontari, quello che danno i volontari per cercare di alleviare questa desolazione, questa depressione. E perciò dico io a voi grazie, grazie, vedrete che tutti assieme ce la faremo. Adesso leggiamo però qualcosa della Costituzione italiana, come facciamo da diversi sabati, a parte le poesie, perché è un momento dove la Costituzione deve essere letta, deve essere capita l'importanza, perché quando si accusa il Presidente della Repubblica, si accusano tante cose perché non si conosce, non si sa, si danno delle colpe che non merita, specialmente questo Presidente Mattarella. Allora, siamo arrivati all'articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato, in questo caso la Russa. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto per le Camere. Le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. Volete che ve lo rilegga? Perché è utile capirlo. Allora, le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, non del Senato, della Camera dei Deputati, indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. Avete capito l'importanza di conoscere la Costituzione italiana, la più bella Costituzione a detta di tante persone competenti, fatta dai padri costituenti che l'hanno fatta talmente semplice e leggibile che tutti possono capirla. Poi ognuno fa le proprie riflessioni, siamo in democrazia, ognuno è libero di pensare e di dire quello che vuole, però conoscere anche la Costituzione italiana è fondamentale. Ciao, buona domenica!